Ben ritrovati, la nostra prima edizione, il primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3, un giovedì che resterà nelle pagine della storia della nostra Repubblica, perché questa mattina si è ufficialmente dimesso il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Alle 9 il suo intervento brevissimo alla Camera, un intervento che era stato accolto da una vera e propria standing ovation, gli applausi da parte di deputati e deputate. Lui, commosso, con una battuta ha raccolto questi applausi dicendo: anche i banchieri centrali usano il cuore, e poi ha annunciato che avrebbe sospeso la seduta per incontrare il Presidente della Repubblica Mattarella. Un confronto, anche questo molto veloce, nelle quali il Premier ha dato conto di quanto accaduto nella giornata più lunga, quella di ieri in Senato, con un primo discorso di Draghi, seguito poi dalle dichiarazioni dei partiti, da un secondo intervento del Presidente del Consiglio, oggi dimissionario, un duro intervento, e alla fine quel voto di fiducia su quello che era il documento del senatore Casini, sul quale proprio Draghi aveva chiesto di porre la fiducia che è arrivata con però solamente 95 voti favorevoli, troppo pochi per far decidere di proseguire quel lavoro iniziato 17 mesi fa. La cronaca delle ultime ore appunto ci porta a quanto accaduto alla Camera. È atteso adesso, a pochi minuti, alle 12, eccolo qui, lo vediamo. Saluto, è entrato Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, grazie per essere con noi. Vediamo un attimo se riusciamo a farvi... Grazie Martella, vediamo un attimo, adesso c'è il Presidente della Camera Fico che riapre i lavori ed è atteso proprio il discorso del Presidente Draghi. Comunico che il Presidente del Gruppo parlamentare Liberi e Uguali, con lettera pervenuta in data 20 luglio 2022, ha reso noto che il gruppo ha modificato la propria denominazione in Liberi e Uguali articolo 1 Sinistra Italiana. Comunico che con lettera pervenuta in data 21 luglio 2022 la deputata Maria Soave Alemanno, già iscritta al gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ha dichiarato di aderire al gruppo parlamentare Italia Viva. La presidenza di tale gruppo, con lettera pervenuta in data 21 luglio, il Presidente Fico che sta introducendo. Adesso vediamo, siamo pronti naturalmente a ridare la linea alla Camera per sentire le parole di Draghi. Vi dico anche, e lo annuncio anche ad Andrea Martella, che siamo anche in attesa di collegarci con i nostri colleghi di Trieste per gli aggiornamenti sul grave incendio sul Carso. Martella, subito, a caldo, a freddo, mi dica lei un commento di quanto accaduto ieri dal Partito Democratico. Il segretario Letta, insomma, si è parlato di una giornata vergognosa, di una giornata drammatica, triste per il nostro Paese. Sappiamo che gli occhi del mondo, dell'Europa, erano puntati sul nostro Paese, c'era attesa, preoccupazione, e ora questa preoccupazione si è tradotta nelle dimissioni e in un futuro incerto. Si parla di un 2 ottobre come data presunta per far tornare gli italiani alle urne. Sì, Draghi si è dimesso e questa non è una buona notizia per il nostro Paese, non è una buona notizia nemmeno per il Veneto. L'irresponsabilità del Movimento 5 Stelle che ha innescato questa crisi e le scelte assurde e ciniche ieri di Forza Italia e Lega hanno determinato questo esito. Si apre una situazione di profonda incertezza che rischia di penalizzare i più deboli, e devo sottolineare che il Partito Democratico fino all'ultimo invece ha sostenuto il governo Draghi con lealtà, così come ci veniva chiesto da tutto il Veneto. E aggiungo anche che il Veneto è stato tradito, tutti quegli imprenditori, quelle associazioni economiche, sociali, tantissimi cittadini, i sindaci che avevano chiesto che il governo Draghi andasse avanti per mettere in sicurezza il Paese, per utilizzare al meglio le risorse europee, per determinare quell'agenda sociale che riuscisse a contrastare gli effetti della crisi economica e sociale sulle famiglie e sui lavoratori.
È andata così, i partiti che prima ho nominato, 5 Stelle, Lega e Forza Italia, hanno anteposto i propri interessi particolari, il proprio tornaconto elettorale agli interessi generali e a quelli dei cittadini anche del Veneto. Ecco, io mi auguro che adesso davvero, andando alle elezioni il più rapidamente possibile, anche i veneti si rendano conto di quello che è successo e sappiano scegliere nelle urne. La risoluzione che era stata presentata dal senatore Casini, sulla quale il Premier Draghi aveva chiesto di votare la fiducia, era l'unica percorribile, Martella, non c'erano alternative. Sappiamo che Lega e Forza Italia hanno motivato la loro decisione sul fatto di sì continuare, sì un nuovo patto di fiducia, ma togliendo il Movimento 5 Stelle e insomma in qualche modo rimettendo mano a quello che era l'esecutivo in carica. Ma il discorso del Presidente Draghi era andato in tutt'altro segno ieri mattina, un discorso molto fermo, molto autorevole, che poneva un'agenda di cose da fare e chiedeva ai partiti politici che avevano fatto nascere il governo di unità nazionale su indicazione del Presidente Mattarella di rinnovare quel patto. E le argomentazioni strumentali e ciniche usate prima da chi ha innescato la crisi, ieri da Lega e Forza Italia, hanno dimostrato che quel patto non lo si voleva rinnovare, perché nel momento in cui si dice vogliamo un governo, serve un rimpasto, è evidente che si vuole far esplodere la crisi. E Draghi ha risposto nell'unico modo possibile e si è provato ieri fino alla fine a cercare di far ragionare gli altri partiti proprio per non buttare tutto a mare. Questo non è avvenuto, non ci si è riusciti e io credo che ognuno si prenderà le proprie responsabilità. Anche dal Veneto, i molti che si sono appellati perché Draghi rimanesse, mi auguro adesso possano scegliere di conseguenza e quindi esercitare un senso di responsabilità. Allora, chiedo un attimo, Martella, le chiedo un attimo, proprio 2 minuti, chiedo scusa, certo, non so se siamo in grado di collegarci con Marco Stabile per gli aggiornamenti sull'incendio sul Carso, stiamo cercando di sistemare il collegamento. Allora, in attesa di collegarci con la Slovenia, dove si trova la nostra troupe di Trieste, allora Martella, ritorno da lei. Lei giustamente ha evidenziato, ed è quella la preoccupazione del territorio, dei cittadini, ma delle imprese. Oggi sono tanti i commenti che stiamo leggendo nelle agenzie della forte preoccupazione, perché ci sono delle sfide che ora vengono congelate. Pensiamo al PNRR, ma pensiamo anche proprio nell'immediatezza a quello che sono gli accordi che proprio il Premier Draghi stava facendo in questi giorni, in queste ore, per le forniture di gas per un autunno che si prospetta senza il gas dalla Russia. Che cosa succede adesso? Guardi, noi stiamo vivendo una crisi, un'emergenza climatica e quindi ambientale, economica, sociale e geopolitica per le conseguenze della guerra in Ucraina. Draghi in tutto questo era un punto fermo, una forza che dava più autorevolezza all'Italia e all'Europa. Per questo siamo indeboliti. In più, se aggiungiamo che il governo stava varando quel decreto aiuti che serve per sostenere in questo momento così difficile imprese, famiglie e lavoratori, si stava apprestando a scrivere l'agenda sociale per contrastare il lavoro precario, il lavoro povero, per rinnovare i contratti, per introdurre il salario minimo, ci rendiamo conto di quanto grave sia quello che si è determinato. E se pensiamo al nostro sistema produttivo e alle imprese che chiedevano con forza di poter ridurre il cuneo fiscale, cosa alla quale ci si stava prestando insieme alle altre misure del lavoro, ci rendiamo conto di come questa crisi sia folle, assurda e abbia tradito gli interessi del Veneto, del sistema produttivo, delle forze economiche, delle forze sociali, che rischia di essere ulteriormente penalizzante soprattutto per quelli che sono più in difficoltà. È un fatto veramente molto grave e l'unico partito che con serietà ha insistito perché il governo Draghi andasse avanti è stato il Partito Democratico. Gli altri, come ho detto, hanno badato ai loro interessi elettorali. A livello europeo che immagine passa del nostro paese, Martella?
Ma l'Italia è oggettivamente meno forte oggi senza Draghi, perché Draghi era un elemento che caratterizzava il nostro governo con un'autorevolezza anche per le sue precedenti esperienze e che dava autorevolezza anche all'Europa. E oggi noi diamo invece la prova di un paese instabile in cui si rischiano di aprire le porte di Palazzo Chigi a delle forze populiste e sovraniste che poco hanno anche a che fare con i principi europei. Penso alla Meloni o penso a Salvini, e quindi in Europa c'è preoccupazione e io credo che noi dovremmo rispondere a questa preoccupazione con una campagna elettorale fatta rapidamente, con un'affermazione delle forze riformiste ed europeiste. Campagna elettorale che per qualcuno è già iniziata da giorni, dicono gli osservatori, da parte di alcuni partiti. Ha ragione, perché quello che si è determinato in queste ultime ore in Parlamento è anche il frutto del fatto che, avendo Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia, non so Forza Italia poi per fare cosa, iniziato questa campagna elettorale anteponendo i propri interessi a quelli generali, e si era già visto nell'attività del governo come avevano posto paletti e bandierine che servivano per sancire una loro posizione, e questo oggettivamente ha determinato la difficoltà che stiamo vivendo e questa situazione di incertezza. Però adesso finalmente la campagna elettorale, quella vera, entrerà nel vivo e ognuno dovrà far sentire le proprie ragioni. Noi lo faremo come un partito che ha tenuto sempre la barra dritta sulle riforme, sulla necessità di dare una prospettiva al nostro Paese e sulla possibilità anche di rendere il Veneto più forte. Qui mi faccia dire ancora una volta, la Lega e Zaia che cosa hanno contato? Nulla. Sono, diciamo così, subalterni alle scelte di Salvini. E Zaia ancora una volta dice che va sostenuto Draghi e poi perde la propria battaglia interna. I moderati del centrodestra di Forza Italia che fine faranno? Dove sono? Sono, come dire, subalterni alle forze sovraniste e populista. Ma l'autonomia come mai si farà con una forza centralista come è Fratelli d'Italia? Ma come potranno essere affrontate le emergenze del nostro sistema produttivo con una forza politica che pensa che l'Europa non serva, quando tutti i nostri imprenditori ci dicono quanto sia importante stare e rimanere in Europa? Ecco, spero che in Veneto si faccia anche i conti con tutto questo. Quindi lei in qualche modo sta lanciando l'amo guardando alle regionali in Veneto? No, io sto parlando delle elezioni politiche che saranno il 25 di settembre o il 2 ottobre. Queste sono le due date, Martella, vero? 25 settembre o 2 ottobre ipotizzabili al momento? Sì, il 25 settembre c'è anche il Capodanno ebraico e quindi andrà valutata se è la data più opportuna, o il 2 ottobre, e questo lo deciderà il Presidente della Repubblica sciogliendo le Camere. Sono solamente le ipotesi che circolano. No, ma io guardo le elezioni politiche e alla possibilità di poterci presentare alle prossime elezioni politiche con un programma chiaro per poter continuare il lavoro che si è svolto nel corso di tutti questi anni. Quindi, se mi permette, io lancio un appello a tutti quelli che si sono appellati a Draghi nel corso di questi giorni, tutti quelli che pensavano, sindaci, amministratori, imprenditori, forze sociali, mondo del terzo settore, perfino dello sport, si sono appellati a Draghi. Ora mi auguro agiscano di conseguenza, e cioè stiano con quelle forze riformiste che Draghi sostengono e che le sue politiche vogliono continuare, e non con quelli che in maniera irresponsabile l'hanno mandato a casa. Come si prepara il Partito Democratico all'appuntamento ormai vicinissimo con le urne?
pensando ad un centrodestra che dovrà fare dei conti interni, perché anche lì gli equilibri saranno tutti da rivedere, con Forza Italia e Lega che erano da una parte, la Meloni che ha mantenuto quella linea sin dall'inizio, ora un centrodestra che si preannuncia sarà unito, dall'altra parte c'è un Movimento 5 Stelle che anche in questo caso si sarà arrivati alla resa dei conti con i fuoriusciti, e un Partito Democratico che lavorerà all'appuntamento alle urne in che maniera? Beh, come dicevo prima, è un Partito Democratico che si pone come garante di una alternativa alla destra in questo Paese, come forza politica riformista in grado di continuare quelle politiche per la transizione energetica, per quella ecologica, per l'utilizzo del PNRR e per il sostegno alle famiglie e ai lavoratori, che sono indispensabili se vogliamo dare al nostro Paese una prospettiva. Guardi, lei prima ha parlato di ambiente, abbiamo purtroppo visto quanto è successo in Marmolada, cosa sta succedendo in altri luoghi vicino a noi, e c'è un tema fondamentale che è quello della sostenibilità ambientale, e nella coalizione di centrodestra c'era gente che scrollava le spalle negando anche questo fenomeno fino a qualche giorno fa, che si metteva a ridere quando si parlava di emergenza climatica, di mutamenti climatici o di riscaldamento globale, solo per dire come bisogna prepararci per affrontare tutte le questioni. E poi la nostra macchina è già partita. Domani ho convocato una riunione di tutti i segretari dei circoli del Veneto per lanciare le nostre proposte, i nostri messaggi, per attivare la macchina, e sabato nel fine settimana convocheremo la direzione regionale e poi in tutti i territori, preparandoci a una campagna elettorale che sarà molto rapida e con delle scelte che dovranno essere fatte subito. Assolutamente sì, grazie davvero Andrea Martella, grazie per la sua analisi, e naturalmente torneremo a collegarci con lei prossimamente per gli ulteriori aggiornamenti su questa situazione politica che si è così evoluta in pochissimo tempo, e l'Italia si prepara ad andare alle urne tra settembre e ottobre. Grazie davvero ad Andrea Martella, buon lavoro, a presto. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, siamo in attesa, sono sospesi i lavori alla Camera, nel pomeriggio ho convocato il Consiglio dei Ministri per gli affari correnti, perché Draghi e il governo resteranno in carica per il disbrigo appunto degli affari correnti. Vado subito da Marco Stabile, prima erroneamente ho detto che era in Slovenia, in realtà hanno passato il confine e sono tornati in Italia. Tutti gli aggiornamenti sull'incendio sul Carso. Buongiorno Marco. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Siamo nella località di Jamiano, sulla strada del Vallone che conduce, diciamo così, dal casello autostradale dell'ISAT lungo la statale che lo collega fino a Gorizia, quella statale lungo la quale ieri è stato un inferno. Le case sono state evacuate in diverse località come Sablici, come Jamiano stesso, anche ad Oberdoce era una situazione difficile. Quello che vedete è uno degli elicotteri impegnati nelle fasi di spegnimento degli ultimi focolai che si sono tra l'altro riaccesi mentre eravamo proprio qui negli ultimi 20 minuti, mezz'ora. Ci sono operativi sia elicotteri che Canadair per avere ragione degli ultimi focolai che preoccupano i soccorritori, i vigili del fuoco, la protezione civile, che sono qui con veramente decine e decine di uomini. Vedete, sta arrivando proprio nella nostra postazione l'elicottero che va ad approvvigionarsi d'acqua proprio qui a Jamiano, in una base che è stata allestita anche con una vasca apposita. Vedete, sta scendendo per andare a recuperare l'acqua da riversare poi sugli ultimi focolai. Cosa è cambiato rispetto a ieri? Beh, sicuramente nella parte italiana la situazione è maggiormente sotto controllo, ma con temperature di 5 gradi sopra il livello del periodo, quindi 37-38 gradi, c'è il pericolo che ancora questi piccoli residui possano dare vita a nuovi focolai durante la giornata. Fino a mezz'ora fa, mentre arriva un altro elicottero sulla sinistra con il nostro Franco Torricella, ora lo inquadreremo, dicevamo che l'assenza di vento, diciamo così, aiutava quantomeno a circoscrivere le fiamme. Ora invece un po' di brezza marina si è elevata e speriamo non complichi la situazione. Dalla parte opposta
sposta, abbiamo anche un Canadair che sta arrivando proprio nella nostra zona, sulle colline alle nostre spalle, ed è il mezzo che è in grado di riversare 4.000 litri d'acqua sulle fiamme in una sola passata. Eccolo qui sopra. Il problema, dicevamo, è legato a questi ultimi focolai che vanno spenti, dopodiché c'è l'altra faccia dell'incendio, ovvero le nubi piene di polveri sottili che si sono spostate nella notte per effetto del vento di Borino verso Trieste, verso Muggia da una parte e verso Monfalcone, verso Grado dall'altra. Questa notte si faceva fatica a respirare in alcune parti della città di Trieste, poi con il vento la nube si è spostata. L'assessore regionale Scoccimarro ha parlato comunque di situazione monitorata e sotto controllo in questo momento. È ovvio che però il disagio si allarga ad anche altre zone, diciamo, del territorio della Venezia Giulia. In questo momento comunque va anche detto all'Isert, al cartello autostradale dell'Isert, questa mattina è stato aperto il senso di marcia in direzione Trieste, il che significa che anche i vacanzieri, oltre che gli autotrasportatori, possono muoversi oltre che in direzione di Trieste anche in direzione delle coste dell'Istria e della Dalmazia. Ancora, se non sbaglio, invece bloccato il senso di marcia verso Venezia, quindi quella parte di autostrada in uscita da Trieste verso Venezia rimane ancora interdetta. Vedete, quasi si incrociano lì all'orizzonte elicottero e Canadair che stanno qui a Iamiano sul Carso isontino andando a spegnere, speriamo, quelli che sono al momento gli ultimi focolai da circoscrivere. Dobbiamo dire speriamo, perché con questo caldo, questa siccità e la possibilità di inneschi continui non si può dire chiaramente la parola fine su questi incendi che hanno messo sotto scacco il Carso isontino, sloveno e triestino. Grazie davvero Marco, grazie per la tua cronaca, per l'aggiornamento di queste ultime ore. Naturalmente se ci sono novità torneremo a collegarci con Marco Stabile e Franco Torricella sempre in diretta su Tele4 con delle edizioni straordinarie, e noi cercheremo di dar conto anche ai nostri telespettatori di quello che sta accadendo. Grazie davvero a Marco Stabile e a Franco Torricella. E allora, come detto, Tele4, la nostra redazione di Trieste, in diretta continua da giorni per monitorare la situazione sul Carso, e proprio durante la diretta si è assistito allo spegnimento del focolaio a Merna. E allora vediamo che cosa è successo nel servizio della nostra redazione triestina. In questo momento stanno praticamente chiudendo la prima autobotte e chiudendo le operazioni in questo tratto in corrispondenza del tornante numero 2 della collina sopra Merna in Slovenia, che affaccia sulla città di Gorizia. Dopo questi ripetuti passaggi di elicottero e di un Piper, un aereo sostanzialmente simile a quelli da turismo attrezzato con adeguata cisterna, la situazione ora è sotto controllo e a posto. Dobro, ci hanno detto i Gaslici, i pompieri sloveni, nell'indicare che appunto il focolaio è spento. Si stanno spostando su altri fronti, adesso vedremo se seguirli oppure se rientrare verso il vallone e rivedere la situazione. 5 mezzi dei Gasilci, come si dice pompieri o vigili del fuoco in sloveno, così diamo anche la pronuncia corretta. Questa è l'area che in questo momento si va bonificando, in cui ci sono stati ripetuti passaggi degli elicotteri della polizia per domare gli ultimi focolai. Questa è la zona più attenzionata, anche perché c'è stata una convergenza di forze proprio in questo punto, 5 mezzi, 2 autobotti e quindi la necessità di chiudere i conti con questa parte dell'incendio, ovviamente per stare tranquilli. Ci sono questi passaggi ripetuti da parte degli elicotteri della polizia slovena, ma anche di mezzi aerei. Non si tratta di Canadair, ma di mezzi più piccoli che ha in uso la vicina Slovenia, che fanno dei passaggi ripetuti proprio in questo punto. Sicuramente tra qualche minuto ce ne sarà un altro, ne abbiamo assistito almeno ad 8 io e Franco Torricella negli ultimi 20 minuti. Sta arrivando infatti un altro elicottero, eccolo qui, con l'elicottero della Polizia di Stato slovena, pronto a riversare ancora acqua sulla collina sopra Merna, nel focolaio che ancora viene attenzionato per la bonifica definitiva di un incendio che ormai sta impegnando Italia e Slovenia, Isontino e Carso ormai da 2 giorni.
E dunque questa era la cronaca anche dello spegnimento di questo focolaio. Poi avete sentito appunto il collega Marco Stabile insieme a Franco Torricella sono rientrati in Italia, hanno varcato il confine tra Slovenia e in Italia per verificare com'era la situazione sul versante italiano del rogo sul Carso. Prima di fermarci per la pubblicità c'è un aggiornamento per quanto riguarda la tragedia sulla Marmolada. Gli impianti di risalita sono aperti nella massima sicurezza e nel pieno rispetto di tutti. È stato un mese difficile per le nostre comunità, noi stessi siamo provati, ma abbiamo il dovere di andare avanti nella consapevolezza che solo una montagna usufruibile è una montagna che può continuare a vivere e consentire alle sue genti di rimanere. Lo afferma in una nota la società Marmolada SRL che gestisce gli impianti sul versante veneto della Marmolada appunto. Abbiamo il dovere di ripartire, prosegue la nota, confidando su una comunicazione corretta e responsabile. Le attività della nostra area sono tutte aperte, le nostre funivie in particolare consentono a visitatori e turisti di muoversi in modo sicuro. Per questo confermiamo il calendario di appuntamenti ed iniziative. Questa dunque è la situazione, si torna dunque ad una normalità sul versante veneto della Marmolada dopo la tragedia di inizio luglio. Adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi torneremo per parlare ancora dello scossone, del terremoto politico con le dimissioni questa mattina del Premier Draghi, le conseguenze a livello politico, ma anche e soprattutto quelle che sono le reazioni del mondo economico preoccupato per quello che accadrà da qui ai prossimi mesi fino al ritorno alle urne. L'avete sentito dal segretario Martella, potrebbe essere 25 settembre o 2 ottobre la data delle elezioni politiche. Tra poco. Rieccoci in diretta, giornata segnata dalla politica, dalla crisi di governo, anche se ormai non si può più parlare di crisi visto che si tratta di un esecutivo dimissionario. Il Premier Draghi questa mattina ufficialmente, dopo un breve intervento alla Camera, ha rassegnato le sue dimissioni al Presidente della Repubblica Mattarella, che ora, secondo quanto previsto, scioglierà le Camere e poi verrà fissata la data delle elezioni politiche che potrebbe essere o il 25 settembre o il 2 ottobre, queste le date ipotizzabili, ma insomma la decisione spetta al capo dello Stato. Draghi che è atteso alla Camera, alle 12 sono ripresi i lavori, ma lo vediamo anche dal sito della Camera dei Deputati, la seduta è stata sospesa, riprenderà al termine della riunione della conferenza dei presidenti di gruppo. Allora in quel momento il Premier dimissionario interverrà e farà il suo ultimo discorso. Draghi ed esecutivo che resteranno in carica per quanto riguarda per affrontare quelli che sono gli affari correnti e poi si tornerà alle urne. Una situazione, un terremoto politico che tiene con il fiato sospeso i cittadini, perché sono tante le sfide, tanti progetti che questo governo doveva affrontare che adesso restano in qualche modo congelati, che preoccupano le imprese. Allora sentiamo che cosa ci hanno risposto questa mattina i cittadini di fronte a quanto sta accadendo a livello politico. Cosa ne pensa della caduta del governo? Beh, insomma non ce l'aspettavamo, ecco, diciamo che per quanto mi riguarda Draghi poteva continuare perché è una persona molto competente e quindi per me poteva continuare. Mi dispiace che sia successo tutto questo, non ci voleva in questo momento, ecco. Guardi, per me non mi sembrava proprio il momento. Anche perché sì, mi pareva che fossero in programma dei provvedimenti che riguardassero un po' gli italiani. Adesso con le elezioni soldi nuovi per rifarle e così. Delusa? Molto, moltissimo. E hanno fatto lo sbaglio più grande che si potesse fare da quando è nata la Repubblica. Perché il problema vero, sapete qual è, anche se non lo si dice per fare le trasmissioni, è che un altro uomo come Mario Draghi, con le sue capacità, il mondo non ce l'ha e l'Italia non l'avrà, quindi avremo una crisi ancora peggiore di quella che c'è stata. Caduta del governo, cosa ne pensa? Fortunatamente. È contento? Io sì, non per Draghi, ma per chi sarà dentro al governo. Ci sono certi ministri che non valgono assolutamente nulla, perciò ci hanno portati a questa condizione qua. Guardi, penso che sia la conseguenza di un'azione che è stata fatta prima di questo governo.
cioè è l'operazione che è stata avviata dal senatore Renzi, che ha dissestato la situazione, perché il governo precedente era l'espressione di quello che si poteva raggiungere con quel Parlamento. Allibiti perché è una cosa incredibile, un po' di fiducia che avevamo in Europa adesso è crollata anche quella, mi dispiace dirlo ma purtroppo è questa, la responsabilità di quelli che sono là in alto vuol dire che non c'era responsabilità. Una porcata, abbiamo una persona seria e l'hanno fatto fuori. E lei signora dispiace per Draghi? Sì, molto. Ah sì? Sì, ma penso che dispiace a tutti gli italiani. È deluso da questa politica? Deluso, sì. Tutti quanti pensano per venire al governo, capisci, colgano occasione, non è il momento di fare questa roba qua. Cioè, gli dispiace che è caduto il governo? Mi dispiace sì, perché sono una banda di deficienti. Beh, una chiusura credo che non abbia bisogno di commenti, c'è delusione, c'è anche rabbia, in qualche modo emerge anche questo sentimento tra i cittadini intervistati di fronte ad una politica che crea sempre più un allontanamento tra i palazzi del potere e i cittadini che si sentono sempre meno rappresentati, quindi probabilmente quello che è un fenomeno che si ripropone ad ogni tornata elettorale, quello dell'astensionismo, probabilmente sarà un protagonista di cui tener conto anche per queste elezioni politiche, misurerà insomma quella che è la fiducia dei cittadini verso la politica, partiti che fanno i conti anche all'interno dei propri assetti, con una resa dei conti soprattutto tra quei partiti che hanno determinato questa caduta del governo Draghi, Movimento 5 Stelle, ma poi c'è anche Forza Italia e Lega. Forza Italia che dopo l'addio ieri del ministro Gelmini oggi perde un altro rappresentante, un altro ministro, era il ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, che lascia il partito di Silvio Berlusconi. Lo ha annunciato in una nota spiegando che non votando la fiducia a Draghi Forza Italia ha tradito la sua storia e i suoi valori. Non sono io, ha detto Brunetta, che lascio, è Forza Italia che lascia se stessa. E dunque insomma si preannuncia, lo ha detto anche il segretario del Partito Democratico Martella, una campagna elettorale sicuramente breve, ma sarà sicuramente molto intensa e infuocata, lo capiamo già da queste prime battute, ancora prima che il Presidente Mattarella sciolga le Camere. C'è anche tanta cronaca però di cui darvi conto, abbiamo sentito gli aggiornamenti per quanto riguarda l'incendio sul Carso, autostrada A4 che è stata riaperta nel tratto interessato, autostrada A4 che è stata però scenario anche di un gravissimo incidente questa mattina intorno alle 6:30 all'altezza di Portogruaro. È volata nella corsia di marcia opposta finendo contro la parte posteriore di un'autocisterna che trasportava gas butano. È accaduto questa mattina nel tratto maledetto dell'autostrada A4, poco dopo le 6 a Fossalta di Portogruaro, all'altezza della stazione di servizio di Fratta in direzione Trieste. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente dall'auto per farlo portare via dai sanitari del 118 con l'elisoccorso. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e il personale dell'autostrada. Secondo una prima ricostruzione, l'auto ha urtato il mezzo pesante mentre era in fase di sorpasso e si è capovolta. La circolazione è tornata alla normalità verso le 8:30. E che poco prima di questo incidente, all'alba sempre di oggi in A27 tra Treviso Sud, un'auto ha preso fuoco nell'area di servizio Stile. Il conducente si era reso conto che qualcosa non andava, ha deciso di fermarsi proprio nella piazzola di sosta, è sceso appena in tempo perché l'auto è stata completamente avvolta dalle fiamme. L'uomo fortunatamente non è rimasto ferito, sul posto i vigili del fuoco. E adesso restiamo a Treviso con una storia di violenze in famiglia e la condanna del marito violento.
Condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione per aver fatto subire per quasi 30 anni alla moglie e poi anche alla figlia violenze domestiche e maltrattamenti, la dolorosa vicenda si è consumata a Motta di Livenza, protagonista un 59enne con problemi di alcol che il Tribunale di Treviso ha giudicato colpevole, riducendo però la richiesta del PM Francesca Torri, che aveva chiesto 2 anni e 8 mesi. Il 59enne è stato condannato con rito abbreviato, grazie al quale ha beneficiato dello sconto di pena. Le prime violenze fin dai tempi della convivenza, iniziata nel 1993, poi gli insulti, le umiliazioni, le minacce, finché la donna, che dal 59enne si sta separando, non si è rivolta alle forze dell'ordine e l'ha denunciato. Il difensore dell'uomo è però riuscito a provare la correlazione tra il suo comportamento e la continua ubriachezza, riuscendo così ad attenuare la condanna. Agenti del carcere di Padova aggrediti da un detenuto che aveva appena subito un intervento chirurgico. Ha aggredito gli agenti della polizia penitenziaria che lo dovevano riportare in cella dopo l'intervento in ospedale, dove era stato ricoverato d'urgenza per aver ingerito pile e lamette. Durante il ritorno in carcere, un detenuto tunisino del Due Palazzi ha aggredito i poliziotti e danneggiato il furgone blindato addetto ai trasporti. Il sindacato della polizia penitenziaria ha denunciato l'ennesimo episodio di violenza nei confronti degli agenti. Il detenuto aveva ingerito di proposito pile e lamette per farsi portare in ospedale, un gesto già compiuto altre volte nei mesi scorsi. Al momento di rientrare in cella, dopo l'operazione, ha prima danneggiato il furgone, poi ha spintonato gli agenti. Una volta in carcere ha lanciato un carrello contro 2 di loro, ferendoli. Un episodio di violenza che arriva a pochi giorni anche dalla notizia che a causare la morte di un detenuto nordafricano lo scorso 15 giugno è stata un'overdose da sostanze stupefacenti. Il sindacato di polizia penitenziaria ha ribadito la gravità del fatto e di come la droga riesca a circolare facilmente in carcere. La Guardia di Finanza di Rovigo ha individuato e multato 6 distributori stradali di carburante i cui titolari non avevano comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico i prezzi praticati alla pompa e hanno esposto al pubblico prezzi diversi da quelli reali. Per ciascuna di queste violazioni è prevista una sanzione da 516 a 3.098 euro. Nell'ambito dei controlli, le Fiamme Gialle Rodigine hanno individuato altre violazioni che hanno riguardato l'impiego di manodopera irregolare, con l'individuazione di 4 dipendenti in nero presso 3 aziende cui sono state applicate sanzioni che vanno da 1.800 a 10.800 euro. E adesso veniamo al virus West Nile, seconda vittima nel Padovano, a perdere la vita un 77enne che era ricoverato all'ospedale di Schiavonia. Registriamo 5 casi di encefalite, quindi abbiamo un aumento della casistica e purtroppo abbiamo un secondo decesso, anche se in un soggetto con altre patologie. Seconda vittima da encefalite provocata dal virus West Nile. Si tratta di un nuovo caso registrato dall'USL 6 Euganea, un 77enne deceduto martedì sera all'ospedale di Schiavonia. L'uomo presentava un quadro clinico già aggravato da altre patologie. Con questo nuovo caso salgono a 5 le encefaliti da West Nile nel Padovano, 2 decessi e 3 casi invece in via di miglioramento. A questi si aggiungono 2 persone positive a West Nile asintomatici e scoperti durante gli esami per la donazione del sangue e un 70enne di Vo positivo al Toscanavirus dopo la puntura di un papataccio. Il virus West Nile è stato riscontrato anche in 2 cavalli. L'USL 6, dopo una riunione con i sindaci, ha disposto alcune misure per la disinfestazione dalle zanzare. Sono relative in particolare ai trattamenti della lotta biologica, soprattutto nei fossati, nella parte più vicina ai centri abitati. Poi abbiamo un rinnovato appello per la protezione individuale. I repellenti, ricordiamo, sono un vero e proprio scudo contro gli insetti, e poi l'apertura in casi di festeggiamenti o di sagre o eventi serali notturni dell'abbattimento del numero di zanzare con adulticidi fatti nelle 24 ore precedenti alle giornate di festa. Come misure di prevenzione viene consigliato di usare dei repellenti e abiti lunghi ed evitare di avere ristagni d'acqua nei giardini e nelle terrazze delle abitazioni. Il cambiamento climatico va ad influire, infatti si parla di One Health, quindi si parla di un'associazione tra ciò che succede nell'uomo, nell'animale ma anche nell'ambiente, quindi tutto è collegato alla possibilità di avere un aumento di queste patologie. La sorveglianza c'è, il Veneto l'ha sempre avuta, del Dipartimento di Prevenzione della Regione Veneto, quindi siamo con le orecchie alte per capire se sta accadendo qualcosa di diverso.
Dunque una nuova emergenza che si aggiunge all'emergenza Covid, perché il virus continua a circolare e insomma è una delle tante emergenze con le quali bisogna fare i conti però in questo momento con un governo dimissionario e questo preoccupa non poco le categorie economiche. Buongiorno a Carlo Valerio, presidente di Confapi Padova, membro della Giunta Nazionale. Buongiorno, ben ritrovato Presidente. Buongiorno. Grazie, è sempre un piacere stare con voi, anche se il giorno non è esattamente dei migliori, ma esatto. Questo si offre il convento. Esatto, è un buongiorno, un giovedì amaro sotto tanti punti di vista. E come ha accolto quello che sta accadendo a livello nazionale nella nostra politica, un governo Draghi dimissionario, tante sfide, abbiamo titolato congelate in qualche modo? Non so se me lo sta chiedendo come cittadino o come rappresentante. Glielo chiedo intanto come imprenditore e poi glielo chiedo anche, anzi forse è meglio come cittadino che guarda attraverso la televisione quello che sta accadendo e poi entrando nel merito di quelli che sono i tanti punti sui quali stava lavorando il governo, perché ricordiamo che ci sono dei fondi di PNRR, ci sono degli accordi sul gas, ci sono tante sfide con le quali il nostro paese doveva fare i conti e che adesso all'improvviso non sappiamo bene quello che fine faranno. Quindi glielo chiedo tanto come cittadino, come elettore, anche lei chiamato alle urne tra settembre e ottobre. Allora, ieri, finché facevano i lavori in Parlamento, al Senato, noi stavamo facendo una conferenza sull'intelligenza artificiale e su come spiegarla e aiutare a introdurre i nostri imprenditori all'uso di questa nuova tecnologia. Quella è artificiale, ma evidentemente ne è mancata una di umana in qualche modo. Io proprio personalmente mi sono sentito un po' triste per questa situazione, perché noi subiamo abbastanza e non riusciamo a capire queste scelte e soprattutto io non riesco a capire come non si possa in questo momento, sto parlando dei parlamentari, capire che la nazione ha bisogno d'altro e quindi mettere da parte per un pochino tutti i desideri o le pretese o le aspirazioni di aumento di voti, perché di questo purtroppo si sta parlando. Di sicuro come cittadino io una cosa l'ho capita, ho capito chi non voterò mai in futuro. Questo crea un'ulteriore disaffezione, ne parlavo prima, tra i cittadini e la politica. Sì, e questo è il vero problema, perché i cittadini dimostrano tutti i giorni con la loro attività, con la dedizione al lavoro, alla comunità, alla famiglia e tutto il resto, che in realtà chi vive nella realtà, scusate il bisticcio, sa di che cosa ci sarebbe bisogno. Chi vive in un mondo che è completamente fuori da quello della realtà, che evidentemente è quello nel quale stanno i nostri parlamentari attuali, queste cose non le capisce. E questo purtroppo ha creato un mondo di autoreferenzialità da parte dei politici che è incomprensibile alle persone che fanno la vita di tutti i giorni. Diciamo che questa analisi da politico si fonde con quella che può fare il Carlo Valerio, imprenditore, presidente di Confapi, perché in qualche modo arrivano queste dimissioni in un momento molto delicato per il nostro paese. Abbiamo una guerra nel cuore dell'Europa, abbiamo il rischio di vedere tagliate le forniture di gas, e c'erano degli accordi che proprio il Premier Draghi stava facendo in queste settimane, abbiamo un PNRR, dei fondi che sono lì e che non si sa ora che cosa succederà. Ci sono delle imprese che avevano bisogno di risposte ai tanti problemi in un momento in cui si cercava di recuperare quella ripresa che si era avuta a fine 2021. Che autunno sarà? Perché adesso insomma le aziende si fermano, c'è la pausa estiva, ma tanti dicono il peggio arriverà in settembre e probabilmente con questa crisi di governo sarà una ripresa ancora più pesante. Senza essere drammatici, naturalmente. Appunto, sì.
Voi sapete che io tendo sempre a essere positivo, anche perché di fronte alle cose che succedono, se andiamo a intristirci e a incupirci ulteriormente, le nostre energie per affrontare i temi sono sempre meno efficaci. Fortunatamente gli strumenti della democrazia italiana, così come sono stati disegnati dai padri fondatori, fanno sì che i danni derivanti da questo comportamento, che secondo me è assolutamente scellerato, dei nostri parlamentari, saranno abbastanza limitati, nel senso che il governo resterà in carica per le operazioni correnti, o un governo resterà in carica per le operazioni correnti, e quindi tutto quello che è stato iniziato in precedenza andrà avanti nel proprio percorso. Chiaro che se nell'attuazione di quelli che erano gli impegni che la nazione ha assunto con l'Europa e col mondo e con l'economia e soprattutto con i propri cittadini dovessero esserci delle azioni ulteriori da dover intraprendere, potrebbe essere un rischio, perché il Parlamento potrebbe non approvarle. Comunque sia, ci sono dei meccanismi di sicurezza nazionale ed economica, diciamo, nei nostri ordinamenti, che consentono in ogni caso di operare. Più danni di quelli che sono stati fatti, io credo che fortunatamente almeno fino alle elezioni non potranno essercene. Di sicuro io mi chiedo cosa andranno a dire ai loro familiari i parlamentari che hanno fatto scelte che evidentemente erano legate da interessi di bottega, o che hanno dovuto subire per interessi di bottega dei loro superiori. Perché noi siamo veneti e molto spesso si sentiranno chiedere: ma cosa ghetto fatto? E glielo dico io che non uso il dialetto di solito, perché davvero la domanda è questa: che cosa hanno fatto? Nell'inconsapevolezza più assoluta. Comunque sia, siamo qua e come al solito andiamo avanti. Andiamo avanti con le difficoltà di cui abbiamo parlato spesso insieme a lei, e quindi le chiedo intanto quello che è lo stato d'animo tra gli imprenditori e quelle che sono le prospettive per il prossimo autunno, perché abbiamo ricordato prima i problemi che ci sono, i rincari, la carenza di personale, insomma gli imprenditori tengono duro, lo hanno dimostrato durante la pandemia, lo stanno continuando a dimostrare, ma non sempre è facile continuare il proprio lavoro. No, non è sempre facile, ed è sempre di più un percorso ad ostacoli, e gli ostacoli vengono aggiunti a quelli che già ci sono, perché davvero l'elenco delle difficoltà nel mondo, e quindi in Europa e quindi in Italia, è disarmante. Però questa è la condizione. La nostra regione in particolare, come sottolineiamo sempre, nella manifattura stava andando bene, nel senso che erano state assorbite le difficoltà precedenti, si era riusciti ad assorbire l'aumento delle materie prime disastroso in qualche modo, l'energia era e resta un problema enorme che potrebbe mettere in difficoltà più di una azienda. Però, per esempio, la ripartenza della prima linea del gas del Nord Stream di oggi, dopo la manutenzione, in qualche modo ha calmierato leggermente i prezzi del gas. Quindi, insomma, siamo abituati a vivere in un mondo che ci sottopone sempre, continuamente, delle sfide. Queste sfide però dovrebbero essere di sviluppo, non di difficoltà indotta. Gli imprenditori andranno avanti, l'autunno è un po' uno spauracchio, probabilmente porterà qualche difficoltà. Io mi auguro che non siano
difficoltà sul piano sociale, nel senso che il popolo veramente si stufi, e quando si stufa a volte sceglie strade che non sono esattamente quelle che portano alla serenità, diciamo così. Io non credo che questo succederà. Certo che bisognerà continuamente valutare ciò che sta succedendo e prendere i provvedimenti che sarà possibile prendere. Nessuno immagina un futuro nel quale non ci sia più lavoro, cooperazione, crescita e quindi ricerca di benessere per i propri collaboratori e per il resto della comunità. Andremo avanti come abbiamo fatto in altre occasioni. Speriamo che non ci siano ulteriori complicazioni, quantomeno, e speriamo anche che le fibrillazioni politiche, visto che comunque saremo in un regime transitorio di attività corrente che fortunatamente è stata preparata in precedenza da questo meraviglioso primo ministro che noi abbiamo avuto con la collaborazione di persone di buona volontà e anche capacità, andremo avanti. Non bisogna a un certo punto aver paura anche delle elezioni, bisogna aver paura di come le elezioni vengono fatte con una legge elettorale pessima come questa e di chi andremo a scegliere, perché la differenza la fa questo. Noi abbiamo avuto, e questo è un parere mio personale, di sicuro il peggior Parlamento di tutta la Repubblica. Abbiamo avuto più di 400 cambi di casacca, in alcuni casi addirittura multipli. Abbiamo una pletora di gruppi di fatti di 1, 2, 3 persone in Parlamento, andiamoci a vedere gli elenchi, che sono davvero desolanti. Noi non possiamo immaginare di continuare a gestire questa nazione e a preparare il futuro delle generazioni future con una classe politica dirigente come questa. Il sollievo è che invece che 600 i deputati saranno 400 e invece che 315 i senatori saranno 200. Abbiamo ridotto di 1/3 la possibilità di fare danni, speriamo. Ma è un'analisi in particolare amara, purtroppo. Amara, ma anche insomma profondamente critica, perché di fronte a quello che è arrivato non poteva essere altrimenti. Quindi il nuovo governo, quello che verrà eletto il 25 settembre o il 2 ottobre, insomma quando il Presidente della Repubblica deciderà di fissare la data delle elezioni politiche, avrà un compito, quello di riconquistare la fiducia persa tra cittadini e imprenditori, ma quello anche di risolvere i problemi che l'esecutivo Draghi non ha avuto il tempo di risolvere, e quindi è una sfida importante e quindi in qualche modo sarà anche una responsabilità quella dei cittadini che andranno alle urne. Assolutamente, e io mi auguro che la ricucitura del rapporto tra cittadini e rappresentanti eletti dai cittadini avvenga attraverso, ma questo è un desiderio che probabilmente non troverà risposta, una campagna elettorale che non sia fatta su bugie o informazioni che non saranno poi trasformabili in realtà delle cose. Questa nazione vive in un ambito che è quello europeo, in un ambito che è quello mondiale, ci sono accordi che sono stati presi, ci sono equilibri, nessuno ci ha forzato a fare nulla, sono scelte che abbiamo fatto noi, nessuno deve promettere di risolvere le cose il giorno dopo con la bacchetta magica, perché abbiamo visto, a partire dalle scatolette di tonno da aprire, che queste cose non funzionano. Non ci sono. Sarebbe davvero bello che i partiti politici facessero delle campagne elettorali legate molto alla oggettività delle cose. Nessuno deve promettere che usciremo dall'Europa, perché questo non è possibile. Nessuno deve promettere che torneremo alla lira, perché questo non è possibile. Nessuno deve dire che usciremo dagli accordi internazionali di vario tipo, perché questo non è possibile. Qualsiasi sia la maggioranza che uscirà dalle elezioni dovrà fare un governo, e questo governo dovrà continuare a fare i conti con i problemi e i temi che abbiamo appena
messo in frigorifero, non si è capito bene perché. Intanto leggo dal sito del Corriere, ipotesi voto il 18 settembre, quindi anticipando ulteriormente, questo forse proprio perché ci sono tante risposte da dare al Paese, non si può aspettare, si rischia di perdere ancora più tempo di quello che già insomma, in qualche modo si perderà naturalmente, quindi insomma in qualche modo questa data del 18 settembre potrebbe essere una risposta a quelli che sono poi gli elementi che lei ha messo sul tavolo, Presidente. La necessità di far presto, perché il Paese ha bisogno di un nuovo governo. Ecco, sì. Quando ho visto la data ipotetica del 18 settembre, mi è venuto subito in mente un altro 8 di settembre, che è l'8 settembre nel quale l'Italia, durante la Seconda Guerra Mondiale, ha deciso che la guerra era finita e ha lasciato allo sbando completo tutto l'esercito che avrebbe potuto fermare i tedeschi molto prima, perché non c'erano direttive, perché non c'erano linee, perché non c'era una catena di comando e perché non c'era una responsabilità sufficiente. Speriamo bene che il prossimo Parlamento non faccia altrettanto, perché davvero non ce lo meritiamo. No, non ce lo meritiamo proprio questo. Noi ci meritiamo una classe politica migliore, più preparata, più attenta, più consapevole e che non sia raccogliticcia e che non si ritrovi a ricoprire dei ruoli più o meno per caso, come è successo con la legislatura precedente, che adesso è sulla via della fine. Anche perché il mondo, l'Europa ci guarda e certo non è una bella immagine quella che sta passando in questi giorni del nostro Paese. A livello politico poi c'è tutta un'altra Italia, insomma, che ha dimostrato di sapersi rialzare, di essere responsabile, quella responsabilità che ora si chiede proprio alla politica. Sì, ma ecco, io con lei vorrei sottolineare il fatto che non è solo l'Europa che ci guarda o ci guarda il mondo, perché questo potrebbe essere come uno dice, ah sì, è per colpa loro che ci obbligano. No, siamo noi che ci guardiamo. Noi ci guardiamo e siamo noi che dobbiamo essere le energie che spingono questa nazione a comportarsi in modo diverso per noi, non per le regole di altri, perché le regole di altri se no potrebbero essere come subite e allora saltano fuori di nuovo tutti i personalismi e tutti i populismi. Questa mattina, cercando un po' di informazioni, ho trovato un elenco dei partiti politici e li presentavano secondo una categoria che era quella dell'inquadramento generale del tipo di movimento, no? Ci sono 3 movimenti che vengono definiti come populisti e anche populisti nazionalisti. A voi piacerebbe che definissero i nostri lavori, la vostra televisione, come populista senza avere nient'altro da poterci dire intorno? A me no. Presidente, grazie davvero per questa sua analisi da cittadino e da imprenditore, la delusione insomma ben evidente, ma la delusione immagino che rappresenta molti altri cittadini in questo momento. Grazie davvero a Carlo Valerio, Presidente Confapi Padova, e torneremo ad aggiornarci quando ci saranno ulteriori novità per capire poi come sarà questa ripresa a settembre. Grazie, buon lavoro Presidente, a presto, grazie, arrivederci. E continuiamo a parlare di quanto sta accadendo. Abbiamo detto il Premier Draghi ha rassegnato le dimissioni questa mattina. Il Presidente Mattarella dovrebbe incontrare i Presidenti di Camera e Senato per poi sciogliere le Camere. Il Governo e Draghi che resteranno in carica per quelli che sono gli affari correnti per dare una continuità fino alle elezioni. Si era parlato di 25 settembre, 2 ottobre, ora la data sembra quella più ipotizzabile del 18 settembre, quindi un'ulteriore anticipazione perché il Paese ha bisogno di un nuovo governo. E allora in apertura abbiamo sentito le parole dure di Andrea Martella, segretario del Partito Democratico. Adesso invece veniamo a quei partiti che in qualche modo vengono indicati come causa della caduta di questo governo. Avremo tra pochissimo Riccardo Barbisan della Lega e saluto intanto Luigi Susin di Fratelli d'Italia. Buongiorno Susin. Buongiorno dottoressa, grazie dell'invito e buongiorno a tutti i telespettatori.
Che giornata è quella di oggi per Fratelli d'Italia, da sempre stata all'opposizione e che ha mantenuto questa linea anche ieri, non votando la fiducia? Beh, non è che non abbiamo votato ieri la fiducia, noi non abbiamo votato 55 fiducie al governo Draghi, quindi abbiamo come sempre tenuto la testa dritta, il collo alto e siamo andati avanti con coerenza come facciamo di solito. Non abbiamo fatto altro che andare a confermare quello che abbiamo sempre detto. Finalmente è arrivato il giorno, dopo 4 anni, che questa falsa, secondo me, spero sia finita, perché io fin tanto che il Presidente della Repubblica non dà l'annuncio del scioglimento delle Camere, sono ancora un po' scettico sul pensare che si vada a votare il 2 ottobre. E adesso addirittura si parla di 18 settembre, ma potrebbero esserci dei colpi di scena allora? Non lo so, io a questo punto qua quello che posso dire è che ormai hanno provato, no? Perché noi siamo sempre stati all'opposizione, hanno provato con il governo giallo-verde, dove il governo, c'è poco da fare. Io l'ho sempre detto, il minestrone politico che è stato fatto non poteva funzionare per il semplice motivo che la Lega non può andare d'accordo col PD, la Forza Italia non può andare d'accordo con i 5 Stelle e questi oggi sono i risultati. E secondo me, se si faceva prima, veniva ascoltato prima Fratelli d'Italia, si andava al voto prima di oggi, sicuramente gli italiani avrebbero beneficiato di un governo solido, con delle idee chiare che portavano avanti in base a un'elezione, a un programma di elezione che veniva fatto. Ma purtroppo c'è sempre questo modo superandis di portare avanti e creare i governi come si possono fare, come è stato fatto, senza portare gli italiani al voto, e questi sono i risultati oggi, c'è poco da dire. Questa sarà una domanda che rivolgerò sicuramente a Riccardo Barbisan, perché insomma la Lega era nella maggioranza di governo, poi ieri ha deciso di non votare la fiducia, ma le chiedo, in un momento così delicato non si poteva stringere i denti e andare avanti, perché lo abbiamo ricordato prima, ci sono tante sfide, siamo in una situazione molto delicata, molto grave per tanti punti di vista, e trovarsi adesso senza un governo e ripartire, anche perché il governo che verrà eletto avrà delle sfide, non sarà certo una partita facile quella con la quale si troverà a giocare. Insomma, è un momento delicato, che si vada al voto il 18 settembre, il 2 ottobre, comunque sappiamo come l'autunno sarà un mese molto importante dal punto di vista economico, ma non solo. Ricordiamoci che c'è una guerra nel cuore dell'Europa che non dà nessun segnale di fermarsi, anzi, purtroppo. Certo, però io non vorrei far passare il messaggio che l'Italia si ferma perché bisogna andare alle elezioni. Avremo comunque un governo che si andrà a dimettere nel momento in cui ci sarà il governo successivo, eletto dagli italiani, che entrerà in carica. Quindi non dobbiamo aver paura di nessun tipo di problema in merito alle elezioni, perché non c'è da aver paura. Quello che c'è da aver paura è invece che oggi ci sono le imprese che sono all'astrico, il gasolio che continua a aumentare, il piano energetico sostanzialmente che non esiste in Italia, una tassazione per le imprese troppo alta e non si riesce a fare in modo di abbassarla. Io credo che il nuovo governo che verrà, queste saranno le priorità per fare la differenza, perché non possiamo pensare che procrastinare di nuovo il governo ci risolva il problema. Io credo che oggi, se c'è un centrodestra o un centrosinistra che si presentano alle elezioni con un programma che viene spiegato agli italiani, gli italiani andranno a votare da una parte o dall'altra, ovviamente io spero per il centrodestra, e il centrodestra andrà al governo e farà quel che ha promesso in campagna elettorale, come penso che sia, perché comunque la coerenza che ha portato Fratelli d'Italia oggi a questo punto qua, insomma, è lampante. Noi abbiamo sempre fatto
quello che serviva per l'Italia. Ripeto, per 55 volte non abbiamo votato la fiducia al governo Draghi, però abbiamo votato tutti i provvedimenti necessari per l'Italia e per gli italiani. Quindi con testa alta possiamo dire che siamo stati coerenti e che vogliamo fare la differenza nel momento in cui andiamo al governo. Saluto Riccardo Barbisan della Lega, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi e a tutti i suoi ospiti, grazie. Allora, da una parte Fratelli d'Italia è sempre stata l'opposizione che ha mantenuto la linea adottata dall'inizio, Lega che invece ieri insieme a Forza Italia ha fatto questo colpo di scena in qualche modo il primo pomeriggio dopo questa riunione tra appunto Forza Italia e Lega, ora tacciati insieme a Movimento 5 Stelle di essere stati irresponsabili e di aver causato la caduta del governo Draghi in un momento così delicato e difficile. Ma guardi, forse io non ho capito cosa è successo. Io so che Lega e Forza Italia hanno proposto un nuovo governo a guida Draghi senza il Movimento 5 Stelle, senza la presenza di quei ministri che addirittura essi stessi non hanno votato la fiducia a loro stessi, che sono membri del governo Draghi. Quindi, rotto il patto di fiducia, come detto e scritto e ribadito dal Premier Draghi, noi volevamo andare verso quella direzione da lui indicata del nuovo patto di fiducia. Ora, certamente un nuovo patto di fiducia non si può fare alle stesse condizioni di prima ed esattamente con le stesse persone di prima che quel patto l'hanno rotto, l'hanno violato, non solo non votando la fiducia, ma poi con tutta una serie di atti e di dichiarazioni che non sono state assolutamente tenere nei confronti del Premier Draghi. Noi abbiamo proposto, ma non è una notizia segreta, è una voce che circolava da tempo, l'indisponibilità non a continuare con Draghi, che è persona che noi stimiamo e che riteniamo abbia fatto anche il meglio possibile date le condizioni che si è trovato a gestire, ma che non fosse impossibile continuare con quel partito che ha rotto il patto di fiducia, ha rotto quel governo di unità nazionale nel quale noi siamo entrati rispondendo alla proposta del Presidente della Repubblica allora quando lo fece. Il Partito Democratico assolutamente non ha accettato questa nuova formulazione, perché per i propri interessi elettorali, che adesso insomma pur legittimi ma forse da mettere da parte ogni tanto, voleva che il nuovo governo fosse assolutamente con il Movimento 5 Stelle all'interno, altrimenti non sarebbe poi riuscito a spiegare agli italiani come mai avrebbe fatto l'alleanza alle elezioni se il 5 Stelle fosse uscito dal governo. Con questa forzatura volevano costringere i 5 Stelle ad una fiducia che poi nei fatti non c'era e non si è visto che non è stata votata, e quindi la nostra proposta di un nuovo governo, di un governo più forte, più compatto, più coeso, perché fatto da forze politiche più vicine tra loro che potevano inquadrare 4-5 obiettivi di fine legislatura da portare a termine, è stato fatto saltare dal Partito Democratico. E pertanto cosa vuole che le dica? Di certo questa crisi non l'abbiamo aperta noi. Noi abbiamo sempre votato la fiducia al governo Draghi, anche quando qualche volta potevamo avere dei mal di pancia, ma per senso di responsabilità. Non siamo noi che non abbiamo votato la fiducia la settimana scorsa al governo, non siamo noi che abbiamo aperto questa crisi che volevamo risolvere con un nuovo governo Draghi, più forte, più compatto, più coerente e più coeso. Con tanti mal di pancia, diceva lei Barbisan, non era possibile sopportarne un altro per il bene del Paese, perché ci sono tante oggi le critiche che arrivano nei confronti di 5 Stelle, ma anche adesso di Forza Italia, di Lega, non solo dagli oppositori, dall'opposizione politica, quindi non solo dalla politica, ma anche dalle stesse associazioni di categoria, dalle stesse mondo economico, che parla di responsabilità, e qualcuno dice si è guardato di più a quelli che sono i voti che non al bene del Paese.
Ma non so se adesso, se non fossimo andati a votare a ottobre come pare andremo, saremmo andati a votare a marzo-aprile come è necessario. Do questa notizia, purtroppo in Italia ogni 5 anni c'è il brutto vizio di votare e prima o poi succede. Prima o poi succede che c'è un governo in carica solo per gli affari correnti, quindi l'Italia comunque non resta mai senza un governo. Non è vero che ci sia questa vacazio per cui nessuno sa cosa deve fare. Il governo resta in carica e se oggi c'è il PNRR e se oggi c'è la crisi delle materie prime, se oggi c'è la guerra in Ucraina, non lo so se a marzo avremo chiuso il PNRR e rendicontato tutto, cosa assolutamente incredibile perché il PNRR è un progetto che dura per molti anni, quindi sarebbe aperto il PNRR anche se fossimo andati a votare a marzo. Temo che con questi venti che sento la guerra in Ucraina continuerebbe a esserci anche a marzo e quindi anche la crisi dell'inflazione e del costo delle materie prime. Cioè mettiamocelo in testa, un giorno bisogna andare a votare. In Italia la situazione è sempre drammatica, preoccupante, sull'orlo della crisi da quando andavo in terza elementare e quindi pare che non si possa mai votare. Abbiamo visto che in Italia non si poteva andare a votare quando c'era la pandemia e tutti gli altri paesi d'Europa votavano tranquillamente, magari votavano in più giorni, magari votavano aumentando il numero delle sezioni elettorali con la mascherina eccetera. In Italia tutto quello che gli altri fanno sembra non potersi fare mai. Rendiamoci conto che non è vero, perché allora se votassimo in marzo il PNRR si bloccherebbe in marzo. Cosa stiamo dicendo? Forse mi permetto di dire molto sommessamente che chi parla perché ha letto qualche grande giornale che ha questa filosofia, in modo un po' imparaticcio lo ripete senza conoscere esattamente quelli che sono i meccanismi di una delle più grandi democrazie mondiali che di sicuro non resta senza governo perché si fanno le elezioni, cioè siamo un paese del G7 e voi pensate che se uno suona a Palazzo Chigi non c'è nessuno perché tra 4 giorni si fanno le elezioni. Tutto ciò che è stato posto in essere dal governo continuerà a essere portato avanti. Infatti ho visto che si parla della convocazione di un Consiglio dei Ministri per il DL concorrenza, cioè tutto procede per quanto riguarda gli affari correnti secondo quello che è nell'ordine delle cose. Sì, è convocato nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri proprio per questo. Faccio una domanda a lei, Susine, e anche a Barbisan. Vi chiedo se quanto accaduto, perché è vero che a marzo si sarebbe andati a votare, ma probabilmente si sarebbe andati a votare in un clima diverso. Si denota una disaffezione ancora maggiore tra i cittadini. L'ho sentito prima delle voci raccolte dai colleghi di Padova, c'è molta delusione, rabbia per quanto accaduto, un'immagine della politica che lascia un po' a desiderare tra chi poi andrà alle urne, che sia a 18, 25 settembre, 2 ottobre, poco cambia, saranno loro a votare. Quindi vi chiedo se il rischio di un astensionismo e di una sfiducia ancora più marcata da parte dei cittadini nei confronti della politica, quanto accaduto in questi ultimi giorni, si farà vedere all'appuntamento con le urne. Susina e poi Barbisan. Sì, no, allora dobbiamo secondo me fare passare meno possibile questo messaggio, perché effettivamente è una cosa che potrebbe succedere. In realtà bisogna crederci, questo è il momento più importante secondo me della Repubblica Italiana per crederci, perché comunque il fatto di andare a votare quando sarà il momento è determinante. 5 anni fa, 4 anni fa per l'esattezza, abbiamo visto che comunque un terzo degli italiani è andato a votare e ha votato per protesta al Movimento 5 Stelle e i risultati li abbiamo davanti agli occhi, no? Quindi quello che io posso dire è bisogna andare a votare, che dopo il cittadino voti a destra o a sinistra non importa, però è importante che il voto venga, questo diritto dovere che abbiamo, venga espresso e venga appunto votato un governo che sicuramente sarà all'altezza, perché in campagna elettorale avrà l'opportunità di esprimere il programma della campagna elettorale agli italiani e gli italiani avranno modo di capire che comunque l'unico sistema per avere un governo stabile in Italia
è quello di avere un governo politico con le idee chiare che possa portare avanti i punti che così si è prefissato di portare avanti, insomma. Barbisana, abbiamo appena archiviato delle elezioni amministrative che avevano mostrato delle percentuali di affluenza molto basse. E che cosa ci dobbiamo aspettare per le politiche alla luce di quanto accaduto e anche insomma del sentimento che si respira un po' in giro? Beh, infatti volevo partire proprio da questo. Quando si va a votare per le elezioni amministrative che riguardano la vita più prossima dei cittadini rispetto alla sfera pubblica e politica, abbiamo visto che in alcuni casi non si raggiunge neanche il 50%. Non credo che lo facciano per disaffezione nei confronti di Berlusconi, Letta, Conte, Salvini e Meloni. Credo che lo facciano perché c'è un disamoramento generale. Sicuramente vedere che ci sono delle forze politiche che propongono un nuovo governo più capace, più coeso, più responsabile e ci sono delle altre forze che questo non lo vogliono fare perché hanno in mente il campo largo, perché devono fare la coalizione più grossa possibile nel marzo o nell'aprile dell'anno venturo e bocciano questo progetto che ci avrebbe portato magari a una fine ordinata della legislatura. Ecco, credo che sì, certamente non squasserà l'affluenza dal punto di vista numerico, ma certo non aiuta i cittadini ad avere fiducia nel Parlamento. Se posso, dottoressa, prego, vorrei dire solo una cosa. Allora, siccome tocchiamo questo tasto, una cosa che bisogna secondo me tenere in considerazione per così invogliare ancora di più i veneti in questo caso andare a votare è proprio quel 1733 che abbiamo in sovraimpressione, che è l'autonomia del Veneto. Io credo, come ho sempre detto, che il governo che verrà sarà in grado di promettere anche l'autonomia nel Veneto. Ma infatti, se posso aggiungere una cosa, mi è concesso velocissimo, la ministra Gelmini, invece di fare tante scene perché il governo nel quale era ministro non c'è più, se avesse fatto un po' di conferenze stampa in meno, un po' di incontri in meno, e ci avesse almeno resi edotti, non dico come gente che fa politica, ma come cittadini, di qual era la sua legge quadro sull'autonomia, forse avrebbe fatto il suo lavoro meglio che oggi fare il piagnistei perché gli ha toccato mollare la poltrona. La prossima volta i ministri che si impegnino a fare quello che devono nel tempo che hanno, perché più di un anno di tempo per fare una legge quadro che era già abbozzata dal ministro Boccia del PD precedentemente, quindi questo in una situazione di grande coalizione l'aveva anche aiutata, credo che fossero sufficienti. Oggi venire a fare le morali su responsabilità e irresponsabilità solo perché facevi il ministro e probabilmente non lo farai mai più nella vita quando non hai fatto quello che dovevi fare prima, mi fa sorridere perché sono buono, se no dovrei piangere. Faccio l'avvocato del diavolo, Barbisana, anche la Lega è stata al governo nel primo governo Conte, però l'autonomia purtroppo non ha visto grossi passi in avanti. No, ma quando la Lega se n'è andata dal governo Conte, invece di piangere come il ministro Gelmini, se n'è andata indicando l'autonomia come uno dei temi che non si poteva e non si riusciva a portare avanti, e per questo motivo, armi e bagagli, secondo me abbiamo dato una lezione di chiarezza a noi stessi e chi l'ha voluta apprendere su come si fa politica. Gli obiettivi non si riuscivano più a raggiungere con il governo giallo-verde dopo i primi 6-8 mesi di governo, tra cui l'autonomia. Abbiamo preso, mollato ministri, sottosegretari, poltrone, presidenze di commissione e siamo tornati a casa nostra. Abbiamo chiesto il voto, non si è potuto perché in Italia è un po' difficile andare a votare. Devo dire che diversamente è l'atteggiamento del ministro. Il ministro non ci ha detto che questo governo non riusciva a portare avanti l'autonomia, questo ministro sta piangendo perché non fa più il ministro. È una cosa totalmente diversa, perché se oggi se ne andasse dicendo sì, dovevo portarvi l'autonomia, poi stiamo parlando di una legge quadro, non proprio l'intesa a cui la Regione Veneto aspira, vabbè, ma l'ottimo è nemico del bene, prendiamoci il bene,
e questa legge non è riuscita a portarla avanti e oggi vorrebbe continuare a far parte di un governo che dopo più di un anno di legislatura ancora non riesce a mandarci un PDF con scritto qual è la proposta della legge quadro. Con un governo che si troverà ad entrare in carica così, con questa velocità, con le tante sfide, rischia l'autonomia di passare in secondo piano? Susin e poi Barbisan, rischiamo di vederla messa ancora da parte o sarà una delle priorità? Ma sì, io credo proprio che sia una priorità che verrà posta in una campagna elettorale che verrà impostata in un certo modo, perché comunque l'autonomia del Veneto è stata voluta dall'80% dei veneti, dico, e di conseguenza in questo 80% c'è dentro anche probabilmente dell'elettorato di sinistra. Non siamo soltanto noi di destra che vogliamo l'autonomia, e sono proprio i veneti che vogliono l'autonomia. Questa è una priorità, e all'amico Barbisan quello che posso dire è che, Riccardo, l'autonomia la portiamo a casa con un centrodestra unito, senza dubbio, con un governo coeso, con un governo forte e politico. Barbisano, replica sull'autonomia e poi veniamo all'altro grande tema, campagna elettorale ormai iniziata e quindi gli equilibri anche all'interno del centrodestra. Veniamo alla risposta sull'autonomia, Barbisan. Beh, io non ho nulla da replicare a Susin, anzi andiamo d'amore d'accordo. Devo dire solo, ovviamente un governo che entrerà in carica in ottobre-novembre avrà la legge di bilancio da fare e poi avrà, per come la penso io, che sono della Lega, che sono veneto e che mi batto per questo da quando ho 14 anni sono iscritto allo stesso partito, il tema dell'autonomia dal 1° gennaio deve essere in cima a tutti i tavoli che contano della politica, ma non solo per una scansione temporale, perché noi andremo a formare un patto di governo, un patto di coalizione dove l'autonomia, e spero nel modo più dettagliato possibile anche all'interno del programma, in modo che poi quando ci troviamo a renderla effettiva siamo d'accordo su tutto, possa essere uno dei punti fondanti del nuovo patto di governo di centrodestra. Allora, pace fatta all'interno del centrodestra, adesso di nuovo riunito, quindi ci si presenterà alle urne con Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega di nuovo insieme dopo questo divorzio momentaneo durante il tempo di questi esecutivi. E naturalmente però adesso ci si chiede che equilibri ci saranno nel centrodestra, perché ieri si vociferava che Berlusconi non fosse molto d'accordo nell'andare subito al voto, ma che abbia insomma in qualche modo si sia rimesso nelle mani di Salvini accogliendo quelle che erano richieste del segretario della Lega. Dall'altra c'è una Giorgia Meloni che in questo momento probabilmente fa la parte del leone all'interno della coalizione, insomma bisognerà trovarsi intorno ad un tavolo, ma immagino che non sarà molto facile. Salvini ha detto alla fine il leader sarà quello che riceverà più voti alle urne. Qualcuno insomma da questo punto di vista è un po' incerto se sarà davvero così. Susin e poi Barbisan. No, dottoressa, vede, allora l'accordo del centrodestra già nel 2018 prevedeva questo, quindi nel momento in cui si va alle urne e uno delle forze politiche della coalizione prende un voto in più, avrà la possibilità di avere il premio. Questo è successo per la Lega quando siamo andati a votare nel 2018, comunque purtroppo non ci hanno dato l'opportunità di governare, anche se secondo me c'erano tutti i presupposti per farlo, perché comunque un accordo con qualche altra forza politica per arrivare a una maggioranza c'era. Però detto questo, in quel caso là, se ci fosse stata l'opportunità, sarebbe stato sicuramente il premier Salvini. Adesso vediamo quando andiamo a votare, io mi auspico insomma come così vediamo nei sondaggi che Fratelli d'Italia oggi è il primo partito in Italia, che se andiamo a fare un accordo di centrodestra il premier sia Giorgia Meloni. Quello che voglio dire, mi auguro che venga fatto e che sia una cosa importante, è che se viene fatto un accordo di centrodestra
che se si vince le elezioni si vada tutti quanti a governare per fare la differenza e dare al Paese un governo politico in grado di fare le riforme, di fare le politiche industriali, energetiche, tutto quello che ha bisogno, ma nel momento in cui, io non penso che succeda, però nel momento in cui non si riesca a avere il mandato dal Presidente della Repubblica di formare un governo, restare tutti coesi all'opposizione, cosa che non è successo nel 2018. Barbisan, Fratelli d'Italia primo partito, e quindi Giorgia Meloni che si sta ritagliando questo ruolo di possibile leader della coalizione, quindi nell'eventualità anche di possibile premier. Allora, il centrodestra ha sempre avuto la regola aurea del fatto che chi prende un voto di più poi fa il premier, o lo fa lui o lo fa persona gradita a lui. Su questo non ci piove e non ci sono particolari problemi. Dopo io faccio il consigliere comunale qui a Treviso, di certo non partecipo ai tavoli di chi diventa premier, però questa è sempre stata la regola, è stata una regola un po', diciamo, pro domo sua, messa in piedi da Silvio Berlusconi, però non è che quando una regola funziona per te va bene, se funziona per un altro non va bene. Quindi io alla prova dei fatti vedremo chi ha più voti. Credo che la Lega abbia ampi margini di recupero presso l'elettorato del nord, presso le partite IVA, presso i ceti produttivi, e quindi la partita si giocherà in una, come si può dire, concorrenza amichevole di una compagine che poi dovrà governare insieme, noi speriamo ovviamente, per 5 anni, portando a casa l'autonomia in tempi decisamente più rapidi rispetto a quelli che adesso abbiamo visto in questi anni. Non vede quindi Salvini tra il più debole all'interno della coalizione di centrodestra in questo momento, sapendo insomma come la percentuale, almeno stando ai sondaggi, insomma la Lega abbia perso consenso in quest'ultimo periodo? Ma allora, se proprio guardiamo i sondaggi, Salvini non è il più debole e si collocherebbe a metà della classifica. Però perché allora Berlusconi e Forza Italia, secondo i sondaggi, sarebbero sotto la Lega. Ma adesso guardare i sondaggi oggi, che è il 20 luglio, rispetto a quello che può succedere il 2 ottobre o quando saranno le elezioni con una campagna elettorale di mezzo, mi sembra sì interessante dal punto di vista giornalistico, ma poi insomma anche privo di fondamento rispetto a tutto quello che è una campagna elettorale nella quale noi parleremo con i nostri elettori, presenteremo i nostri programmi, i nostri temi, batteremo piazza per piazza, via per via, come la Lega sa fare, grazie a decine, centinaia di straordinari militanti radicati sul territorio di tutto il Veneto, che è la regione che conosco meglio, ma che so essere presenti in ogni angolo, in ogni via d'Italia. E le dico, che vinca il migliore, decideranno gli italiani. Io non sono ossessionato dal fatto che vinca qualcun altro, ero solo ossessionato di non continuare più il governo con i 5 Stelle, quello sì, ero ossessionato. Non si può nascondere però, Barbisan, che ci siano un po' di malumori all'interno della stessa Lega, quindi forse prima di fare un confronto all'interno del centrodestra sarà necessario fare un confronto all'interno della Lega, dove la figura di Salvini insomma non è che convinca ora come all'inizio, o no? Ma devo dire che se si vota il 2 ottobre, adesso perdessimo tempo a fare i sofismi su chi è il leader e facessimo i congressi, vorrebbe dire volere il male del nostro partito. Aspettiamo anche il risultato elettorale che arriverà da qui a poco, eventualmente per aprire una stagione congressuale, ma adesso io non vedo. Cioè, se si vota il 2 ottobre, per dire, non so, o quando potrebbe essere addirittura a settembre, sì, non consiglio ai miei dirigenti di partito di tirar fuori temi su chi deve essere il leader, chi non deve essere il leader, a meno che non vogliamo far vincere il PD, e allora siamo bravi a fare harakiri su noi stessi. Credo che prendiamo questo momento
per fare la campagna elettorale, per contattare le persone che conosciamo, per riappassionare alla politica i nostri militanti, i nostri sostenitori. Non credo che proprio sia adesso il momento di andare in cerca di fare congressi sulla leadership. Non credo che li farà il PD, non credo che li farà i 5 Stelle e non mi pare che non vi possano essere settori all'interno di quel partito che che auspichino un cambio di leadership. Credo che tutte queste questioni siano congelate, ma non solo per noi, per tutto il panorama politico. Susin, provi a togliersi un attimo gli abiti di rappresentante politico di Fratelli d'Italia. Lei è un imprenditore, insomma sappiamo come le preoccupazioni, perché ci sono molte partite aperte che riguardano il mondo economico e settembre potrebbe essere un momento molto importante, un mese significativo, si riprenderà l'attività dopo la pausa estiva. Qual è il polso della situazione, qual è lo stato d'animo e quali sono i punti essenziali che il nuovo governo di qualsiasi colore sia dovrà mettere sul tavolo come prioritario proprio per le sfide economiche di un paese che si stava riprendendo dopo la pandemia e che poi con la guerra ha subito un'ulteriore batosta? Sì, allora io sono anche responsabile del Dipartimento Imprese, quindi su questo devo dire che incontro tante aziende, ma da imprenditore quello che posso dire è la prima cosa da prendere in considerazione, secondo me, è la pressione fiscale. Oggi un'impresa che paga dal 70 al 74% di tasse tra dirette e indirette fa difficoltà a far tornare i conti, no? Inoltre devo dire un'altra cosa che ancora non si riesce ad avere sul tavolo è tutte quelle imprese che oggi hanno investito, ci hanno creduto per andare ad abbassare i costi energetici, che si sono impegnate anche con le banche a fare impianti fotovoltaici sopra le proprie aziende, oggi se li ritrova non produttivi perché il GSE non gli dà il via. Anche questa è una cosa che dovremmo andare in deroga e senza star là a aspettare tanti tempi, perché ci sono persone che hanno investito centinaia e centinaia di migliaia di euro che si ritrovano che dopo il danno hanno anche la beffa, pagano un sacco di energia e si ritrovano l'impianto non funzionante. Oltretutto, secondo me, ci sono un sacco di riforme da poter fare, che una è appunto anche quella della giustizia, perché comunque l'imprenditore che ha una controversia oggi si ritrova a chiuderla. Io ne ho chiusa una dopo 14 anni l'altro giorno, quindi anche quella, devo dire, è una partita che si deve prendere subito in considerazione. E un'altra cosa che secondo me è importante è cercare di sburocratizzare un po' quello che è la vita dell'impresa, perché oggi veramente viviamo con una burocrazia che sommerge veramente il lavoro dell'impresa. Detto questo, queste secondo me sono le minime priorità che si possono così prendere in considerazione per fare la differenza e far lavorare nelle nostre aziende. Però una cosa che posso dire, e spero che venga fatta già domani, perché a questo punto qua bisogna far subito, è quella di eliminare il reddito di cittadinanza, perché oggi se facciamo un giro per le strade vediamo cercasi personale dappertutto e il personale non si trova. Il personale non si trova, io ho provato a entrare dentro qualche negozio a chiedere come mai cercano lavoro e mi dicono che non lo trovano perché chi prende il reddito di cittadinanza vorrebbe andare a lavorare in nero. Questo è il dato di fatto. Allora il reddito di cittadinanza via, lo togliamo, magari lo mettiamo in forma diversa, lo facciamo transitare tramite l'impresa che assume, che forma, che fa inserire le persone nel mondo del lavoro, non diventa più un metadone, perché a questo punto qua i 5 Stelle hanno dato il reddito di cittadinanza che alla fine è come dare il metadone a un drogato, e le persone restano sedute sul divano. Questo secondo me sono le cose basilari veloci da fare, perché bisogna farle subito per fare riprendere gli imprenditori e fargli ritornare la voglia che oggi purtroppo stanno perdendo. Barbisana, adesso vengo da lei per capire se condivide quelle che sono le priorità individuate da Susin, e tra l'altro reddito di cittadinanza e superbonus sono anche due temi su cui ieri è intervenuto il Premier Draghi anche in modo molto duro. Susin, mi perdoni un attimo, ho la pubblicità tassativa e poi ritorno da voi, tra pochissimo, pubblicità, pochi minuti.
Eccoci in diretta insieme a me in collegamento Luigi Susin di Fratelli d'Italia e Riccardo Barbisan della Lega. Ci eravamo lasciati con quelle che sono le priorità individuate da Susin, ha parlato del reddito di cittadinanza e appunto reddito di cittadinanza e super bonus, sui quali ieri è intervenuto il Premier Draghi con parole molto dure dicendo per il super bonus dovremmo tirare fuori dai pasticci le migliaia di imprese in difficoltà. Susin. Sì, volevo aggiungere proprio questo, nel senso che io tra l'altro faccio parte proprio anche di questa categoria qua, ci ritroviamo con i crediti bloccati, un sacco di soldi che dobbiamo incassare e che non riusciamo a incassare. E devo dire, ma non è soltanto il 110% che è bloccato, vorrei dire ai telespettatori, è tutto bloccato, il 50%, il 65%, il 75%, il 90% e il 110%, tutto bloccato. Non si incassa nulla, è una vigliaccata, mi passate il termine, anche brutto da dire, ma purtroppo è stato bloccato in modo retroattivo, no? E tutti quelli che hanno fatto i lavori si ritrovano con i crediti non esigibili. Quelli che nel mio caso montano caldaie, come voi sapete, ho dei crediti ma sono limitati, ma quelli che stanno facendo il 110%, che io ci lavoro assieme, che sono fuori con 6, 5, 8 milioni di euro, quelli hanno tutti i fornitori da pagare, le tasse, i clienti, i dipendenti, tutto quanto, e sono senza liquidità. È una cosa immediata da fare questo, anche se non andiamo a votare. Già Draghi l'ha detto ieri nel discorso che è una priorità da prendere in considerazione subito questa. Barbisan, reddito di cittadinanza, sburocratizzazione, costo del lavoro, costi di materie prime ed energia, insomma tanta la carne al fuoco per il nuovo governo. Il reddito di cittadinanza, come ha detto il Premier Draghi, è una buona cosa, ma se non funziona non è una buona cosa. Il reddito di cittadinanza ha funzionato solo nel ricevere o nel dare e mai nel restituire, cioè nel trovare un lavoro a chi percepiva il reddito di cittadinanza. Quindi una profonda revisione di questo sistema deve essere fatta, vale miliardi e miliardi di euro all'anno. Noi crediamo che una revisione del sistema del reddito di cittadinanza possa anche liberare tante risorse a favore di settori che in Italia aspettano investimenti da anni. È prioritario il taglio delle tasse sul costo del lavoro, è prioritario ritornare a una politica dell'immigrazione che difenda i nostri confini, è prioritario tornare a quelli che erano i decreti Salvini sull'immigrazione che sono stati stravolti, oggi nessuno ne parla, ma abbiamo decine, centinaia di persone che sbarcano allegramente ogni giorno in Italia di cui non conosciamo né documenti né identità né nulla. È giusto, la pandemia ci ha insegnato a dover investire sulla sanità, sul personale sanitario. Quel poco di autonomia e federalismo che c'è in Italia ci ha fatto capire anche di 20 sistemi regionali sanitari quali funzionano meglio, quali funzionano peggio, e voler far applicare i migliori modelli, i migliori sistemi a tutta Italia. Il tema della sicurezza urbana, noi lo viviamo nelle nostre città, purtroppo anche nelle nostre piccole città, il tema che vi sono alcune aree che la sera o il sabato pomeriggio sono impraticabili per famiglie, bambini, anziani e utenza debole. E poi il grande tema della burocrazia e della giustizia. Cioè, anche se la gente non è andata a votare, io ho raccolto centinaia di firme per il referendum sulla giustizia e penso che fosse stata una scelta giusta da parte della Lega di porre questo grande tema attraverso i quesiti referendari. Poi è stata persa una grande occasione, secondo me. La riforma della giustizia a Cartabia, certo è meglio della giustizia buona fede, perché siamo perdere, però voglio dire, una vera e propria riforma profonda del CSM è importante. La separazione delle carriere è un valore che il centrodestra porta avanti da tanti anni, colpevolmente quando era al governo non l'ha fatto, forse è venuto il momento di farlo. Quindi questi sono i temi che gli italiani si aspettano.
E poi ovviamente c'è tutta la questione dell'inflazione, lì è un tema che riguarda sì l'Italia, ma riguarda un po' il sistema economico europeo, se non addirittura mondiale, sul quale soffia molto il vento di questa crisi ucraina, le sanzioni. Ecco, io credo che dovremmo armarci di volontà di pace e porre fine a questa situazione che si sta incancrenendo, sta diventando una destabilizzazione regionale ormai cronica, perché sono mesi che questa guerra, che doveva essere lampo, c'è. Sembrava che la Russia dovesse finire le bombe, le risorse, andare in default ancora 4 mesi fa, invece è là che bombarda, spara e fa, e sinceramente grandi tavoli di pace io purtroppo non ne vedo. Io sempre privato cittadino, poi può esserci gente che ha informazioni migliori delle mie. Ultimissima domanda per entrambi: se verrà confermata la data che adesso ribattono anche i siti dei quotidiani nazionali, quella del 18 settembre, una campagna elettorale estiva che dovrà raggiungere gli italiani nelle mete di villeggiatura e avrà lo stesso impatto che potrebbe avere una campagna elettorale fatta in un altro momento dell'anno? Susine e poi Barbisani in chiusura. Io ho uno scoop per i telespettatori: noi siamo pronti, siamo prontissimi per andare in campagna elettorale e portare avanti delle idee ovviamente di destra che possano convincere gli italiani ad andare a votare e crederci che questo governo, che sarà alla guida del nostro paese prossimo, insomma, sarà un governo molto forte. Barbisan? Io ho fatto alcuni conti così della serva in casa e non so se il 18 settembre sarà una data utile, probabilmente di più il 25, perché adesso l'Unione delle Comunità Ebraiche ha detto che non c'è nessun problema, si può votare anche il 25 settembre. Sappiamo che il 25 settembre è il Capodanno ebraico, quindi per una questione di rispetto sembrava una data esclusa che invece torna. Quindi avremo anche una settimana in più in settembre nella quale fare campagna elettorale, e abbiamo viste tutte le polemiche che ci sono, che pare che da qui a marzo dovevamo risolvere tutti i problemi della vita con l'attuale governo, con i 5 Stelle dentro. Abbiamo la possibilità di fare una campagna elettorale in agosto, nella quale, e quindi praticamente non perdere niente, perché il Parlamento in agosto, anche se c'era il governo Draghi con i 5 Stelle, sempre chiuso era, non facciamoci illusioni che a Ferragosto funzionasse tutto. È ovvio, oggi come si fa una campagna elettorale è molto diversa da come eravamo abituati solo 10 anni fa, quindi che la gente sia a casa o che sia in spiaggia, tutte le informazioni scorrono su dispositivi multimediali che conosciamo bene tutti. Vi è la possibilità di leggersi il quotidiano o di vedere Media Nord-Est da sotto l'ombrellone, cosa che invito a fare a tutti per informarsi su quelle che sono le idee dei vari partiti nella prossima campagna elettorale. Una campagna elettorale che raggiungerà, grazie ai nuovi mezzi di tecnologici, tutti quanti anche sotto l'ombrellone o in alta montagna. Grazie davvero a Luigi Susin di Fratelli d'Italia, grazie a Riccardo Barbisan della Lega, un'estate anche per voi sicuramente molto calda, allora torneremo ad aggiornarci anche con voi. Buon lavoro, a presto, grazie. Arrivederci, grazie dell'invito. Grazie ad entrambi, e questa insomma è la strada ormai iniziata verso le urne. Sempre più probabile il voto il 18 o il 25 settembre, ma naturalmente bisogna aspettare l'ultima parola, quella del Presidente della Repubblica. Intanto un aggiornamento per quanto riguarda la siccità e il rischio incendi. Vi abbiamo aggiornato prima sul rogo, il vasto rogo che sta interessando da giorni il Carso, e arriva adesso una nota della Regione Veneto. Viste le condizioni meteo-climatiche e vegetazionali, la Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, allargando ai territori comunali a rischio nelle province di Belluno e Vicenza, aree di base montane.
Fino alla comunicazione di revoca dello Stato, informa la Regione, sono pertanto vietate tutte le operazioni che possono creare pericolo e possibilità di incendio in aree boscate, cespugliate o arborate, comunque entro la distanza di 100 metri da questi terreni. Per le trasgressioni si applicano le sanzioni previste dalla legge e delle prescrizioni di massima di polizia forestale vigenti. E questa dunque la nota della Regione Veneto per quanto riguarda il rischio incendi boschivi. Adesso veniamo alla tragedia sulla Marmolada, perché oggi è stato il giorno dell'addio a Nicolò Zavatta, la più giovane delle vittime. Tanti ricordi degli amici che lo hanno voluto ricordare con un albero di cedro, simbolo di resurrezione. Coltiveremo, hanno detto, la tua intraprendenza. Nicolò ha lasciato dei fili d'oro nella nostra vita e le nostre fratture e il dolore andranno aggiustati con questo lascito prezioso con cui i cocci si salderanno e assumeranno un nuovo valore. È il messaggio che la comunità di Barbarano Mossano ha dedicato al 22enne Nicolò Zavatta, il più giovane delle vittime travolte dal ghiacciaio sulla Marmolada. Tanti ricordi di vita vera, del ragazzo che era una locomotiva, un catalizzatore, così lo descrive chi lo conosceva e oggi lo piange. Giuro, mi ha detto tu sei sempre uno che stai sempre, si vede che fai una roba e non stai pensando delle altre 100 che tu guarda questo è quello che fai tu, no, quello fai tu. E mi ha detto questa frase che poi mi ha solo insegnata: se mi piaceva stare fermo nascevo un albero. È così che si riassume la vitalità, l'indomita dinamicità di Nicolò, appassionato di chitarra, suonava in parrocchia con un gruppo di amici con i quali condivideva la passione per la mountain bike, la moto e l'alpinismo. Io ricordo che mi resta il concerto di Ligabue a Campovolo, è stata una giornata atomica come diceva lui, veramente. Penso sarà il miglior ricordo che mi porterò per sempre. Nicolò è un nostro allievo, uno di noi, un ragazzo di squadra che nel corso di schio ha veramente fatto squadra, ha coagulato soprattutto nelle attività di team working, anche tutti i compagni. E proprio i suoi amici gli hanno voluto dedicare un dono speciale, un cedro, simbolo di resurrezione, per coltivare la sua tenacia e al contempo per recepire il grido d'aiuto che arriva dalla natura e dalla Marmolada e prendersene cura. Vogliamo concretizzare in questo albero e in questi semi, negli elementi della terra e dell'acqua che li alimentano, la nostra volontà di continuare a coltivare con il sorriso la tua intraprendenza. E la famiglia ha voluto salutarlo proiettando un video in cui suona la sua chitarra, sempre presente. Era un ragazzo di una vitalità straordinaria, un ragazzo inserito molto bene all'interno della comunità, con le opere, con gli amici, con le opere parrocchiali e pertanto sì, questo è il risultato della presenza di Nicolò nella nostra comunità. E al funerale di Nicolò era presente il suo amico Riccardo Franchin, compagno di cordata, 27enne di Ponte di Barbarano, tra i superstiti del dramma della Marmolada che ha toccato da vicino tutta la comunità. Fisicamente si recupera e resta il pensiero per chi non c'è più. Ecco. Come stai vivendo questi giorni? Si pensa a loro, si pensa a Nicolò, a Paolo, a Filippo e... Nel futuro tornerai in montagna oppure per te oramai è una storia chiusa? Penso che ci tornerò assolutamente. Lo devi a Nicolò? Eh sì, a lui e a tutti gli altri. Tutte le cime saranno per lui e per gli altri. E sempre questa mattina nel Duomo di Cittadella l'ultimo saluto ad Erika Campagnaro e Davide Miotti, altre due vittime della tragedia sulla Marmolada. Già alle 9:30 il Duomo era pieno, in attesa dei feretri che sono arrivati puntuali alle 10. 2 auto in parata con loro all'interno, davanti all'ingresso principale. Poco lontano il gruppo dei parenti con i figli di Erika e Davide che osservano tra le lacrime i genitori mentre vengono portati all'interno della chiesa.
Le parole dei cantici scelte per consacrare il loro amore le abbiamo riascoltate oggi, continua Don Luca nelle parole dell'omelia. Abbiamo visto crescere un amore sempre più grande. Il giorno del loro matrimonio, raccontano i fratelli e le sorelle, dopo l'augurio speciale della piccola Karen, gli amici li hanno legati assieme con una corda da arrampicata. E raccontano anche che Davide si era preoccupato che il nodo fosse eseguito alla perfezione, attento e scrupoloso com'era sempre. E poi hanno aggiunto i fratelli: il loro cammino è stato tutto in salita, tra impegni familiari e lavorativi, ma la fatica non li ha mai spaventati. Ha letto alcuni scritti dei due coniugi quando andavano in montagna, Don Luca Moretti. La vita arriva dopo la salita più difficile. Piacere, estasi, vita e la vista migliore. Parlano già di paradiso, dice il presule. Chi vive in montagna come voi lo sa. Siate sereni. Sappiamo che siete tra noi. E poi il fratello. Ricordo il tuo sorriso, la vita da ragazzi, lo sport, la passione che ti permetteva di amare ancora di più la vita. La tua passione, il luogo lontano che ti permetteva forse di amare ancora di più la vita, quella interiore, quella dell'anima. Tu, Erika, siete ora ancora più di prima una sola cosa. Si susseguono parenti e amici, tutti ricordano Erika e Davide, ogni storia, ogni momento da raccontare, di due vite spezzate troppo presto, ma che nessuno dimenticherà mai, unite dalla vita e adesso per sempre dal destino. Vi ho prima dato conto della nota della Regione Veneto sul rischio incendi boschivi, adesso arriva un'altra nota da parte della Regione Veneto sul fronte maltempo, invece con la Protezione Civile della Regione che ha emesso un avviso in cui si prevede per oggi pomeriggio un graduale aumento dell'instabilità con rovesci e temporali, specie sulle zone dolomitiche dove non saranno esclusi fenomeni intensi. Si prevede criticità idrogeologica stabilendo dalle 14 di oggi fino alla mezzanotte di domani lo stato di attenzione per il bacino dell'Alto Piave nell'area bellunese. Dunque da un lato il rischio incendi e dall'altro invece l'allerta meteo per l'area delle Dolomiti. Parliamo di microcriminalità nella Marca trevigiana con i commercianti che lanciano un allarme sicurezza soprattutto per quanto riguarda baby gang e schiamazzi. Più di un commerciante trevigiano su due si sente poco o per nulla al sicuro nel proprio comune e questo è il dato più significativo emerso dal focus sulla microcriminalità promosso dall'Osservatorio Congiunturale Provinciale di Ascom Confcommercio. Quasi 1 migliaio gli imprenditori intervistati distribuiti in ogni angolo della Marca. Sul tipo di delinquenza i commercianti hanno percepito un aumento del fenomeno delle baby gang, delle risse e degli schiamazzi, mentre giudicano invariati o in leggero aumento atti di vandalismo, furti e rapine. I dati sono stati illustrati al prefetto di Treviso Sidoti che fa un'analisi. C'è una differenza sostanziale tra sensazione e realtà. Si tratta appunto di una sensazione, di un sentimento. I dati in nostro possesso non esprimono un indice di delittuosità su questi temi così come viene percepito. I dati rispetto agli anni 2018-19, laddove non siano in diminuzione, sono viceversa stabili. L'indagine traccia anche una mappa del rischio. A sentirsi più esposte sono le imprese dei mandamenti di Treviso e Castelfranco. Nella zona rossa della percezione anche Mogliano e Spresiano. Vengono poi segnalati luoghi specifici come San Liberale, Fonderia, quartieri popolari nel capoluogo, il Parco Magnina, Montebelluna, Biscione, Zanussi, ex Zoppas, Conegliano, Piazza della Serenissima e Largo Asiago, a Castelfranco, i parchi a Loria. Siamo una provincia che ha contezza finalmente di numeri e non tutti i territori lo hanno, per cui è importante anche la ricaduta e la restituzione di questi dati significativi
ai comuni della provincia di Treviso, soprattutto a quelli interessati dalle aree che ospitano, abbiamo detto, la stazione ferroviaria, piuttosto che la stazione delle Corriere, piuttosto che altre aree sensibili. Se Ascom chiede un nuovo patto condiviso per la sicurezza, il prefetto ricorda da parte sua i maggiori controlli avviati con l'estate che saranno ulteriormente intensificati per il Ferragosto, ma si guarda anche all'autunno, quando inflazione e questione energetica potrebbero aumentare le tensioni sociali e il rischio infiltrazioni per le imprese. Per quanto riguarda la tenuta sociale, io ho fiducia, nel senso che abbiamo resistito, le imprese hanno resistito 2 anni e se le condizioni minimamente riescono a darci qualche vantaggio verremo fuori anche da quello. Osserviamo questi mesi come andranno e prepariamoci per le evenienze. Emergenza siccità con una crisi idrica più grave. Martedì le nuove limitazioni per le finalità irrigue del Consorzio di Bonifica Piave, ieri invece una nuova ordinanza regionale. La situazione sta cominciando a essere veramente difficile e quindi abbiamo ancora qualche settimana di autonomia, dopodiché dobbiamo sperare che ovviamente ci sia qualche perturbazione, quindi che piova in sostanza, perché altrimenti il rischio è di dover razionare l'acqua anche per quanto riguarda l'uso umano e non soltanto per l'uso agricolo e zootecnico. Quello che sembrava uno spauracchio ora è un'ipotesi sul tavolo. Anche per questo il presidente della regione Luca Zaia ha emanato la nuova ordinanza per far fronte all'emergenza siccità. 2 le azioni: con la prima si attribuisce ai sindaci veneti la facoltà di adottare ordinanze locali per chiudere le fontane pubbliche, con la seconda invece si introduce l'autorizzazione alla deroga del deflusso minimo vitale, tema tra i più dibattuti. Se questo capiamo essere importanti per quanto riguarda la fauna e la flora selvatica, però dobbiamo anche capire che se non interveniamo su questo noi rischiamo a breve di essere senza acqua per l'agricoltura. Nel documento firmato dal presidente Zaia si parla di un generale peggioramento del quadro complessivo, con situazioni particolarmente gravose nei distretti del Brenta e del territorio orientale della regione. Preoccupa la risalita del cuneo salino sia lungo il Po che nell'Adige. E c'è preoccupazione per le sorti delle colture nella bassa padovana e il consorzio Bacchiglione non sa più dove attingere l'acqua. Se continua questa situazione meteo si rovinerà veramente tutto. Sarà impossibile il trapianto del radicchio, che è iniziato 2 giorni fa, e sarà impossibile irrigare perché acqua non ne abbiamo più. L'unico goccio d'acqua che ci arriva ancora dall'Ebe tramite il Bacchiglione, ma ora che arriva a Chioggia evapora perché non c'è più possibilità di trasportare l'acqua. I fiumi sono sotto il livello massimo di guardia, i nostri canali non ricevono più acqua. Non nasconde la preoccupazione il presidente del Consorzio di Bonifica Bacchiglione. Il fiume ai minimi storici, non si riesce più a far defluire l'acqua dal Ponte dei Cavai e i canali padovani sono destinati a trasformarsi in piccoli acquitrini. Ma non solo, si teme anche per le sorti dell'agricoltura, a rischio l'intera produzione di radicchio nella bassa padovana. Tutto il nostro comprensorio ormai è a rischio, non abbiamo più forza, non abbiamo più acqua che ci arriva dalla montagna. Il Brenta è praticamente diventato un grande lago nel bacino di Stra e sta calando giorno per giorno, non alimenta più il Naviglio Brenta e conseguentemente il Novissimo che arriva a Chioggia. Stessa cosa è dalla parte ovest, dove i canali non arrivano più ad avere una portata tale da poter derivare acqua con i nostri impianti. Preoccupa anche la salubrità degli ambienti, visti i recenti casi di West Nile. Nel territorio della bassa padovana l'acqua stagnante infatti provoca il proliferare delle zanzare. Io sono preoccupatissimo proprio per la West Nile, l'avevo già evidenziato ancora ad aprile in una riunione che abbiamo fatto a Venezia. Cioè, con poca acqua c'è la possibilità che si formino acquitrini, quindi gli uccelli vanno a mangiare lì e conseguentemente il contagio con gli insetti diventa facilissimo. Ecco. Quindi io veramente raccomando a tutti i cittadini che la sera si diano veramente qualcosa per ripararsi dalle zanzare. Il consiglio è quello di evitare di lasciare acqua nei sottovasi o stagnante e intervenire con trattamenti adulticidi e larvicidi nelle caditoie e nei tombini. Caldo torrido che continuerà ad essere sempre più importante, con temperature sempre molto elevate.
La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico per i giorni dal 20 al 22 luglio. L'allerta riguarda le zone costiere, pianeggianti, continentali, pedemontane e montana del Veneto. Secondo le previsioni di ARPAV, a Padova si arriverà a sfiorare nei prossimi giorni 40 gradi. Il 19 luglio è stata in assoluto la giornata più calda dell'anno, con 36 gradi registrati nel veneziano e nel trevigiano e la media del padovano di 35 gradi. L'apice del caldo è atteso per il fine settimana. Le giornate saranno ancora all'insegna della stabilità, l'anticiclone nordafricano farà sentire i suoi effetti anche nei prossimi giorni sulla regione, le temperature sono previste in ulteriore aumento con apice del caldo previsto proprio durante il fine settimana e fino a lunedì 25. ARPAV monitora anche i livelli di ozono dell'aria. La qualità dell'aria è prevista in peggioramento, attualmente non abbiamo ancora raggiunto valori, livelli di qualità dell'aria scadente, però con queste condizioni meteo probabilmente dovrebbero peggiorare. Nonostante le temperature record di questi giorni, l'estate del 2003 rimane in assoluto quella più calda, mentre ad oggi ci manteniamo sui livelli registrati nel 2019. Per le piogge bisognerà attendere ancora qualche giorno. Le piogge sono previste, delle locali piogge con rovesci temporali, soprattutto sui rilievi nelle ore pomeridiane. Nei prossimi giorni, sia domani, giovedì pomeriggio che soprattutto sabato pomeriggio. Per la pianura dovremo attendere probabilmente la prossima settimana, la seconda parte della prossima settimana. E dunque queste le previsioni per quanto riguarda la nostra regione, dove imperversa il caldo torride, dunque anche l'allarme siccità e incendi. Adesso voltiamo pagina, abbiamo parlato a lungo della crisi politica, delle ripercussioni anche economiche, vediamo ad uno spazio un po' più di leggerezza, ma non poi così tanto, perché riguarda gli animali che noi abbiamo titolato alieni, perché non nascono nel nostro territorio, ma sono arrivati nel corso degli anni qui da noi, che ormai convivono con noi umani. Saluto il dottor Diego Cattarossi, medico veterinario, direttore scientifico del Tropicarium Park di Jesolo. Buongiorno dottore, ben ritrovato. Ciao Francesca, ben ritrovata a te. Salutiamo anche i pinguini che intanto stanno nuotando liberamente dietro di voi e saluto anche Paolo Zorzi, biologo e guida e coordinatore scientifico del Tropicarium Park di Jesolo. Con lei arriverò tra pochissimo. Iniziamo con il dottor Cattarossi per capire di che cosa si tratta quando parliamo, è un termine che lei ha usato spesso nei nostri collegamenti, quando parliamo di alloctoni invasivi. Di che cosa si tratta, dottor Cattarossi? Hai sintetizzato molto bene, Francesca, mi piace il termine alieni, come coloro che vengono da un altro pianeta. Una specie, vuoi animale ma anche vegetale, anche insetti, risulta alloctona quando si trova in un contesto dove non si è sviluppata quella specie e risulta invasiva quando, una volta trovatisi in questo ambiente, riesce a riprodursi e quindi occupare, noi diciamo, una nicchia ecologica che non è la sua, rischiando di portare in estinzione la specie che da sempre vive in quell'ambiente, che prenderebbe il nome di autoctono. Tra questi c'è un animale che ormai siamo talmente abituati a vedere anche nelle nostre città che ormai facciamo fatica ad immaginare come alieno, tra virgolette. Sto parlando della nutria. Allora le chiedo da dove arriva e che danni, sappiamo essere un animale che provoca danni ambientali non da poco. Ma difatti, Francesca, io ho dei bambini piccoli e loro stessi mi hanno detto: ma papà, cosa vuol dire alieno? C'è sempre stata la nutria? No, non c'è sempre stata. La nutria è un animale che viene dai grandi fiumi del Centro e Sud America, che è stato importato ormai molti decenni fa per fare le pellicce, il cosiddetto castorino, la pelliccia di castorino. Poi, una volta guadagnato, anche per motivi a volte legati ad abbandoni o a liberazioni nell'ambiente, ha trovato un ambiente favorevole. Per essere invasivo in alloctono deve trovare un ambiente simile a quello del territorio di origine e quindi riuscire a riprodursi in maniera importante. Quali sono i danni? Beh, sono animali che scavano sui margini dei fiumi delle tane chilometriche
hanno una capacità di scavo notevolissima e quindi anche solo in termini di costo di rigenerazione degli argini stiamo parlando in un anno di milioni di euro in tutta Italia. Un mese fa circa abbiamo fatto un servizio con le immagini del nostro telespettatore che sulla sua strada aveva incontrato un gambero rosso della Louisiana. Un tempo faceva notizia questo, ormai sono diventati anche questi degli abitanti comuni dei nostri fossi. Francesca, sì, comuni, ma non dovrebbero esserlo. Anche qui animali che vengono dagli Stati Uniti, che sono stati importati questa volta per motivi culinari. Cioè è un gambero molto più prolifico del nostro gambero europeo e che quindi in termini di acquacultura ha un'ottima resa, ovvero in rapporto a quello che gli si dà da mangiare produce, passatemi il termine, molta carne quando viene venduto. È stato un esperimento che è stato fatto in Toscana e in Piemonte. Siccome non aveva un grande consumo, sono stati abbandonati in questi laghetti e piano piano hanno guadagnato, spostandosi attraverso i fossi e i laghi, un po' tutto il territorio nazionale. Qual è il rischio? Ma è già un pericolo concreto più che un rischio, nel senso che essendo molto più aggressivo del gambero di fiume europeo, ha praticamente decimato la popolazione, portandola vicina all'estinzione purtroppo. Questi animali spesso hanno anche delle malattie, sono portatori di agenti patologici per i quali loro hanno anticorpi, ma risultando nuovi per la specie europea causano delle epidemie incredibili. Ecco, specifichiamo, dottore, epidemie che riguardano altre specie simili a loro e non l'uomo. È una precisazione più che doverosa, che riguarda solamente il gambero di fiume, non sono in nessun modo pericolosi per l'uomo. Ecco, in questo momento in cui si parla di vaiolo delle scimmie, di West Nile, è importante fare questa sottolineatura. C'è invece un'emergenza che si sta affacciando e che riguarda lo scoiattolo grigio e, adesso qui sbaglierò sicuramente l'accento, la tamia siberiana? Il tamia. Perfetto. Ma perché, giustamente tu fai questo esempio, Francesca, perché non è che l'alloctone invasivo deve avere delle sembianze mostruose, un aspetto terrifico. Stiamo parlando anche di deliziosi scoiattolini, ma che non dovrebbero stare qua, perché lo scoiattolo grigio, grazie alla regia che ci ha messo l'immagine, è un animale che viene dagli Stati Uniti d'America ancora una volta. Il tamia viene dall'Asia e noi ce l'abbiamo lo scoiattolo, certo, ce l'avremmo. In tutta Europa abbiamo lo scoiattolo rosso, che però è di dimensioni inferiori e non regge un confronto diretto con questo animale. Portato questa volta né per pelliccia né per le carni, ma semplicemente come animale pet da bellezza, è stato introdotto inizialmente in Gran Bretagna, poi da noi in Piemonte e adesso in tutta Europa. I danni: compete con lo scoiattolo rosso, ne ha ridotto di molto la popolazione, anche qua trasmette una malattia lo scoiattolo rosso che può ucciderlo anche in maniera indiretta, ma soprattutto c'è una fortissima competizione sulle zone di nidificazione, sui tronchi, sulle ghiande, e quindi anche questi animali risultano alloctoni invasivi proprio per quanto detto prima. Siamo in un ambiente diverso da loro, replicano, cambiando probabilmente in maniera definitiva e inesorabile gli equilibri che c'erano nei nostri territori sin dalla notte dei tempi. Dietro, adesso ne parleremo di altre specie, ma dietro a tutte queste fino adesso, dottore, c'è la cattiva gestione da parte dell'uomo. C'è sicuramente una cattiva gestione da parte dell'uomo, corroborata, Francesca, dai cambi climatici. Da sempre i pappagalli, quando si sono trovati in natura, in Mediterraneo, sono morti durante l'inverno. Adesso per almeno 2 specie, parrocchetto dal collare e parrocchetto monico, ci sono colonie stabili in gran parte dell'Italia meridionale, insulare, peninsulare, perché se d'inverno non andiamo un mese sotto zero, questi animali, se vogliamo che dire grazie a Dio, per carità, però non muoiono. E quindi in Europa per la prima volta in questo decennio abbiamo popolazioni stabili di pappagalli. Non è mai successo nemmeno in nessuna era climatica che ci fossero i pappagalli stabili qui da noi.
Venendo ad altre specie non proprio tipiche del nostro territorio, parlo della rana toro, il pesce scorpione, pesce leone, anche questi sono qui per colpa dell'uomo, cioè sono stati liberati dall'uomo in questo caso, vale lo stesso discorso? I nostri mari si stanno tropicalizzando, parlo del Mediterraneo, ma ormai abbiamo segnalazioni anche in Adriatico e in Tirreno. Si stanno tropicalizzando anche qui per una sinergia di fattori. La liberazione da parte dell'uomo è uno di questi per animali pet, ma se parliamo, questo ad esempio vale per la rana toro, se parliamo di pesci spesso sono le stesse navi che hanno per loro meccanismi di compensazione interna che io non conosco perché sono materia ingegneristica, che schivano dell'acqua al loro interno per poi liberarla. Navi che si portano dall'Africa, dall'Asia, dalle Americhe fino a noi, ogni qualvolta avessero liberato con l'acqua dei pesci li avrebbero condannati a morte. Ora trovano una temperatura nei nostri mari che consente la sopravvivenza di pesci che una volta erano di barriera corallina del Mar Rosso. Poi non dimentichiamo che ci sono anche le acque reflue degli acquari e diciamo che possono finire nelle fognature, senz'altro liberazione da parte dell'uomo, ma tutto questo in combinazione col fatto che la temperatura dei mari è aumentata e quindi riescono a sopravvivere, hanno più plankton, hanno più possibilità di riprodurre nei nostri mari. Stiamo vedendo ad esempio dei pesci scorpioni, possono anche essere pericolosi in questo senso, hanno delle spicule urticanti che nella migliore delle ipotesi causano un forte dolore nel momento in cui tu li tocchi. Per soggetti allergici si può anche avere degli shock anafilattici con rischio vita. Sempre colpa dei cambiamenti climatici, dei mari sempre più caldi, dietro a questa proliferazione in quest'estate di meduse, se ne vedono tantissime nelle nostre acque, sulle spiagge e in alcuni casi anche meduse pericolose, le chiedo, o semplicemente urticanti e nulla di più. Facciamo un attimo chiarezza su questo, dottore. Molto pericolosa, Francesca, probabilmente la cubomedusa. Tutte le altre sono circa 3-4 le specie più comunemente ritrovate. La più grande si chiama dama dei mari, è quella che è stata ritrovata negli scorsi giorni attorno al porto di Trieste. Sono gigantesche, sono sicuramente urticanti, non si parla di rischio per la vita, a meno, ripeto, che non si tratti di soggetti con problematiche allergiche. Perché ci sono tutte queste meduse? Allora, il surriscaldamento globale dei mari, la fortissima irradiazione solare per il fatto che non ci sono nuvole, non piove ormai da molti mesi, causa una forte crescita del fitoplancton, che è quello del quale si nutrono le meduse. Le meduse si portano molto in superficie, per quello sono molto visibili, perché c'è il fitoplancton e perché l'acqua è più calda, e questo porta a questi avvistamenti. È tutto negativo? Beh, diciamo che ci sono anche dei risvolti simpatici. L'anno scorso il Tropicarium di Jesolo, dal quale siamo in collegamento, ha assistito e ha contribuito alla prima nascita di careta di tartarughe marine su questo litorale di Jesolo. E è in assoluto la segnalazione scientifica più a nord nel mondo, ma è venuta per careta. Non credo che fosse venuta a trovare noi quella tartaruga, nel senso ha trovato così tanto cibo in tutte queste meduse presenti nel mare che probabilmente si è fatta ingolosire e è salito lungo la nostra bella penisola fino a Jesolo. Quindi dai, ci sono anche qualche risvolto magari positivo. Mentre i pinguini, ed è meravigliosa l'immagine alle vostre spalle, continuano a nuotare e a giocare. Dottor Zorzi, a proposito di tartarughe, ci spiega un po' meglio per quanto riguarda le tartarughe palustri americane, come sono arrivate, come vivono nei nostri fossati e anche in questo caso quali sono i pericoli legati a questa specie? Certo, intanto parto col presentarvi un esemplare che è ospite del nostro parco, spero si veda abbastanza bene. Adesso si è un po' impaurito, quindi si è rintanato nel suo carapace. Questo è un esemplare di Trachemis scripta, appunto la tartaruga palustre americana. Come dice il nome e come dicevi giustamente prima, è una tartaruga che non è propria delle nostre zone, è una tartaruga appunto americana, non certo italiana. Però ho iniziato ad
essere presente in Italia a partire dagli anni 70, anni in cui è iniziata la vendita di questo animale come animale da compagnia. Soprattutto i bambini rimanevano affascinati da questa piccola tartaruga, che all'inizio ovviamente ha appunto delle dimensioni decisamente ridotte, tutta colorata e anche molto simpatica, senza pensare che poi un giorno sarebbe cresciuta anche in modo particolarmente accentuato, perché questi animali sono particolarmente voraci ed hanno una crescita anche molto veloce. Quindi cos'è successo qualche anno dopo? Probabilmente anche pensando di fare un'azione buona per l'animale, le persone hanno iniziato a liberare in natura nei nostri corsi d'acqua queste tartarughe. Purtroppo però non è stata un'azione buona, perché la presenza di queste tartarughe, come abbiamo visto anche con gli esempi di cui parlava Diego, porta a delle conseguenze anche purtroppo negative. Ad esempio vi faccio vedere un altro nostro ospite, che è la Emys orbicularis, che è il principale personaggio che risente della presenza della Trachemys scripta. Questa infatti è la testuggine palustre europea, quindi la tartaruga nostrana autoctona che entra in competizione con la Trachemys scripta e però ne esce perdente. Condivide le prede, condivide gli spazi ed essendo molto più schiva e anche meno generalista, essendo molto più specifica su alcune prede, purtroppo ne risente parecchio. Che sarà capitato a tutti di vedere almeno una Trachemys nei giardini pubblici, nei canali, nei fossati, perché ormai sono diffusissime in tutta la penisola. Anche in questo caso si considerano parte del nostro ambiente e non più degli alloctoni. Dottore Zorzi, è estate, siamo circondati da insetti, purtroppo in alcuni casi anche portatori di malattie. Abbiamo parlato prima del caso West Nile. Allora le chiedo, parliamo di zanzara tigre, c'è la zanzara coreana, giapponese, ma poi c'è il calabrone asiatico, il punteruolo rosso. A che cosa è legato questo proliferare di nuovi insetti? Anche in questo caso colpa dei cambiamenti climatici? Dobbiamo preoccuparci? In parte è anche colpa dei cambiamenti climatici. Se pensiamo ad esempio all'esempio che hai detto prima, no, del calabrone asiatico, è sicuramente un insetto che ora si trova bene nei nostri territori anche grazie alla temperatura mediamente più elevata, e questo porta degli effetti ad esempio sui nostri insetti pollinatori come le semplici api del miele, che vengono predate da questo animale. Non solo però solamente i cambiamenti climatici, semplicemente anche questo avere un mondo così interconnesso, abbiamo visto purtroppo anche con l'epidemia da Covid-19, porta a alcune spiacevoli conseguenze, come il permettere a questi animali di passare da un paese all'altro in pochissimo tempo. Questo è il caso delle zanzare coreane o quelle giapponesi, che sono arrivate qua in Italia da pochissimi anni, parliamo da 2010-2015, quindi sono estremamente recenti, che per adesso sono limitate solamente alla parte settentrionale del nostro paese, perché trovano una temperatura un po' più fredda rispetto al sud Italia, e queste zanzare, a differenza della zanzara tigre, riescono a sopravvivere tranquillamente anche a climi un po' più rigidi. Speriamo che la diffusione poi però non interessi anche il resto della nostra nazione. Assolutamente sì, io vi ringrazio davvero tantissimo perché ci avete fatto conoscere un po' meglio questi alieni, ma ormai fanno parte del nostro territorio. Abbiamo capito anche un po' meglio quella che è la pericolosità legata ad alcuni di questi, quindi grazie davvero al dottor Cattarossi, medico veterinario, grazie a Paolo Zorzi, biologo, e naturalmente torneremo presto a raccontare altre storie legate ai nostri amici animali. Grazie davvero ad entrambi, buon lavoro e salutateci pinguini che ci hanno fatto compagnia in questo collegamento. Grazie, un saluto a tutti, grazie. buona estate. Grazie, arrivederci, buon lavoro, noi ci fermiamo, meteo, poi pubblicità e torniamo tra pochissimo. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Benvenuti al meteo. Prosegue senza sosta l'ondata di caldo che sta interessando non soltanto il nostro paese ma un po' tutta Europa. Record storico per esempio a Londra, dove si sono raggiunti i 40 gradi e in alcuni aeroporti si è addirittura sciolto l'asfalto della pista. Guardando al nostro territorio non va certo meglio, contesto ugualmente bollente con lo stato di allarme climatico lanciato dalla regione. Vediamo dunque il dettaglio di giovedì 21 luglio.
Sul Veneto bel tempo, il cielo sarà sereno. Sulle Dolomiti probabili rovesci pomeridiani, non si esclude anche qualche isolata precipitazione fin verso le zone pedemontane. Temperature in aumento, minime tra i 19 e i 22 gradi, massime invece comprese tra i 31 e i 37 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato con cielo limpido, venti a regime di brezza anche sostenuti sulla costa al pomeriggio. Temperature minime sui 22-25 gradi, massime sui 34-36 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, sarà soleggiato con addensamenti nel corso del pomeriggio e locali acquazzoni sulle Alpi di confine. Temperature minime intorno ai 21-22 gradi, massime sui 37-38 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Del Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno. Rieccoci in diretta, parliamo di rifornimento di carburante in dialetto. La trovata di un noto marchio di carburante sta spopolando in questi giorni. 2 settimane di prova per strappare un sorriso, come dice il gestore, in questo periodo particolarmente difficile. Scrivi il codice sulla tastiera e schiaccia il tasto verde per confermare. La prima reazione un po' per tutti è l'incredulità. Operazione in corso, abbi pazienza. Poi scatta la risata. Sta attento, tira fuori la carta. La maggior parte della gente si mette a ridere, è una novità di lunedì mattina, quindi è una cosa fresca ancora. Vediamo quanto dura sta risata. Nemmeno i gestori dei distributori erano stati avvisati che la voce guida della loro colonnina automatica era cambiata e che lo sarebbe stato per 15 giorni almeno. E così da lunedì è stato tutto un tam tam in chat tra di loro, con lo scambio di video e di dialetti. Caccia i sordi o schiappa la carta. Inserisci Sky o carte? Il dialetto, hai sentito? In dialetto ho sentito, molto positivo. Finalmente ci voleva. Come mai? Perché è ora che anche il nostro dialetto venga riconosciuto. Una sorpresa, sì, una sorpresa. Vediamo se sarà apprezzata dalla gente. C'è bisogno anche, visto questo caro carburante, sì, magari di farci una risata quando facciamo rifornimento? Sì, ci vuole, in questi periodi è l'unica cosa, penso. Gestore di una pompa lungo la Postumia da 6 anni, Thomas conferma che il Covid tra lockdown e smart working ha dimezzato il lavoro e nonostante la ripresa con gli ultimi rincari le perdite sono ancora del 50%. Speriamo che abbassino il più possibile. Questa crisi di governo non aiuta? No, di certo no. Siamo avanti, non si può mollare. Metti dentro altri skei o scegli la pompa? Altri skei, va. E allora siamo in chiusura di questa nostra diretta, naturalmente questa sera nelle edizioni dei nostri telegiornali, lo ricordo, a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale faremo il riepilogo di questa ennesima giornata difficile sul piano politico, con le reazioni non solo della politica ma anche del mondo economico, che guarda con preoccupazione quelli che saranno gli sviluppi. Questa mattina il Premier Draghi ha ufficializzato le proprie dimissioni, rimettendo il proprio incarico nelle mani del capo dello Stato Mattarella, che ora dovrà sciogliere le Camere e poi fissare la data per le nuove elezioni politiche. Tra le date possibili, quella del 18 o 25 settembre o quella del 2 ottobre, insomma sarà un'estate di campagna elettorale per tutti i partiti politici. Naturalmente ci saranno nuovi equilibri da ritrovare all'interno degli stessi schieramenti. Tutto questo, ma anche tanta cronaca e tanti aggiornamenti della giornata questa sera nei nostri telegiornali. Per ora è tutto, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.